Segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport. Buon pomeriggio a tutti, in diretta dagli studi di Via Oslavia per la 27esima giornata di campionato in Serie C Girone A, Lecco Ameda contro il Renate. Ciao Massimo Sanvito. Ciao a tutti. Che torna a farci compagnia. A breve, come al solito, arriverà anche Stefano Menegatti a partita in corso. Fausto Riva in regia, che salutiamo. Fausto, se mi aggiunge un pochino di ritorno in cuffia, perché al momento non sento. Ci colleghiamo a breve con il nostro Albino Alborghetti dallo stadio Maracanã di Meda, per usare un eufemismo, Fausto. Ci colleghiamo con il nostro Albino che ci racconterà un po' le sensazioni dal più modesto città di Meda, diciamola così. Non so se c'è già Albino. Diamo le formazioni prima al volo, poi contattiamo il nostro Albino. Cominciamo dal Renate, che dovrebbe schierarsi con il 3-5-2 con Nobile in porta, Spedaliere, Auriletto, Riviera in difesa, Mastro Monaco e Ghezzi sono i due esterni, Vassallo, Esposito, Bonetti. Per quanto riguarda il centrocampo, Plescia e Colai in attacco. Nel Lecco ci sono diverse novità, rientra Battistini che va a riprendersi una maglia da titolare là in mezzo, e quanto ci è mancato il buon Battistini nei mesi scorsi. Vedremo se poi sarà braccetto a destra o centrale, come io penso, con Ferrini probabile braccetto a destra e Stanga a sinistra. Grassini e Critta i due esterni, i due in mezzo sono Frigerio e Marino, confermati dopo la buona prova contro la Pro Vercelli, Senè e Galeandro in appoggio a Sipos. Comunque questo 3-4-3 che fra poco commentiamo insieme. Massimo, vediamo se c'è Albino collegato dal Città di Meda. Ciao Albino, buongiorno, sempre presente. Ciao Albino, allora che atmosfera c'è a Meda, al Maracanã di Meda come l'ho ribattezzato? Ma guarda, questo qui è uno degli stadi più freddi dal punto di vista climatologico che puoi trovare. C'è uno sniffero d'aria che ti sta congelando. Mi ricordo, sì. Però ci sono circa 500 spettatori provenienti da Lecco. Sono tantissimi. Bene. Quindi a dare la spinta come sempre alla squadra bluceleste. Speriamo, dai. Speriamo una partita, Albino, da prendere con le pinze, perché allora umori un po' contrastanti, opposti. Il Lecco reduce dalla vittoria finalmente con Valente, che ha sbloccato un po' la situazione, deve prendere un po' confidenza, fiducia alla squadra di Valente per fare punti. Dall'altra un Renate che è reduce da un periodo molto negativo, e quindi bisogna stare sempre un po' con gli occhi aperti. Qui scuserai se sento poco, ma abbiamo un altoparlante sopra la testa che ci sta rintronando. Ok. Sì, è una partita da prendere con le pinze, ma come tutte le partite. Per i risultati di oggi, allora, quel casato di Banchini, parlo della Pro Vercelli, è persa in casa. No. La squadra che stava facendo meglio, che era la percolettese del nostro amico Furioni, che è un allenatore, una persona seria, ha perso. Voglio dire, è il momento di fare risultati, perché siamo arrivati a febbraio, questo campionato, se non ricordo male, finisce ad aprile, no? E quindi bisogna mentalizzarsi su ogni gara a prestante. È inutile fare previsioni. Certo, si può dire se la squadra arriva preparata o no. Per esempio, ne dico, ho visto informazione che non c'è Marrone, ma non perché non stia bene, ma perché lo vuole preservare per la partita con la Pro. Ne parlavamo qua con Massimo, infatti, prima dell'inizio della partita. Sì, è in discreta, non c'è, ma gioca Stanga. Stanga non è un fenomeno, deve fare lo Stanga di turno, cioè deve essere lui che Stanga, non essere stancato. Assolutamente, tra l'altro ritrova una maglia titolare dopo qualche settimana, quindi speriamo che sia sul pezzo anche lui. Che Renate ti aspetti? Perché dopo un periodo così negativo, puoi ripetere, che tipo di partita ti aspetti interpreterà il Renate dopo un periodo così negativo? Il Renate è una squadra che allena Foschi, che prima cerca di stare ad aspettare, poi cerca di capire, giocherai in ripartenza in casa, questo fanno. Io mi sbaglierò, ma è così. Cioè noi dobbiamo fare la nostra partita, davanti abbiamo il Renate o non il Renate, invento il Milan o il Real Madrid, cambia poco. Dobbiamo fare
siamo noi la causa del nostro male o la risoluzione del nostro male. Assolutamente, siamo d'accordo con te, molto dipenderà dall'interpretazione che darà il Lecco di Valente. Speriamo di vedere continui progressi in queste settimane, perché ci dà fiducia, insomma, aver visto comunque la reazione con la Provercelli è stata molto positiva. Ti lasciamo la partita, Albino, e allo splendido bosco di Meda che vediamo. Salutaci le martore, i cinghiali che vedrai dall'altra parte del campo. Allora, ci sentiamo dopo, perché questa dose di gioco voglio discombinarla. Credo di essere in una discoteca in un posto da oratorio. Ma va bene. Va bene, dai, ti vogliamo così, Albino. A dopo, ciao. Bello carico subito il nostro Albino. Ciao Stefano che ci ha raggiunto. Ciao a tutti. Vi chiedo allora, innanzitutto, se siete convinti della formazione di oggi, Massimo. Ma diciamo che, come spiegava Albino, l'assenza di Marrone è un po' per prevenzione per la partita di settimana prossima, altrettanto importante con la Proprata. Personalmente io Marrone lo vorrei sempre in campo, che ci siano diffide in ballo o meno. Detto ciò, diciamo che l'impronta è la stessa, bene o male, di settimana scorsa. Settimana scorsa è andata bene soprattutto dal punto di vista del temperamento, del carattere, che era quello che è mancato fino ad adesso, quindi vediamo. Diciamo che rispetto alla partita di settimana scorsa l'avversario è completamente diverso, la vittoria esterna manca da qualcosa come 500 giorni forse, non ce la ricordiamo neanche più esatto, ormai. E quindi mi aspetto un Lecco che faccia la partita, perché ora i punti valgono molto, cioè questi 3 punti sarebbero molto molto pesanti. Assolutamente. Rientra Battistini, l'avevamo invocato nelle scorse settimane. Te lo aspetti al centro della difesa o braccetto, così giusto per... la stessa cosa, la cosa che stavo ragionando prima, perché Ferrini da centro-sinistra ha fatto benissimo. Potrebbe fare Stanga a centro-destra e Battistini centro. Battistini lo vedo molto più... centro-destra ha mai giocato? Vado in memoria? Sì. L'anno scorso e anche quest'anno. A inizio campionato gli aveva fatto forse fare anche il terzino a volte, come terzino puro nei 4. Però sì, ci sta. Sì, Ferrini ha fatto bene quella posizione. Battistini ovviamente avrà degli automatismi in mezzo già rodati, anche se non gioca da tempo, ma sappiamo essere lui molto molto importante. Salutiamo tutti quelli che ci stanno seguendo da casa. Intanto le trecce di Sene aumentano di mezzo metro per partita. Ha aggiunto extension, sì. Perché non so se tu hai notato che la settimana prima erano corti e la settimana dopo erano lisce. Quindi se lo chiediamo a Matteo, oggi arrivano il nostro Matteo Bonacini, che se lo sono chiesti tutti anche allo stadio quindi probabilmente extension, non lo sappiamo. L'importante è che Sene faccia una buona partita anche oggi. Vedremo se, anzi magari migliorando anche un pochino rispetto alle ultime partite. Non vi ho dato la quaterna arbitrale per la gioia di Fausto. Allora, arbitro Bogdan Nicolai Sfira di Pordenone, assistente Antonino Junior Paglia, non so, di Catania, Marco Munitello di Gradisca di Sonzo, non so dove sia, quarto ufficiale Alessandro Dallagà di Rovino. No, secondo me li inventano i nomi. No, ma mi sembra, però non so, la scena del tram di Aldo Giovanni Giacomo, Bogdan no, tu scherzi, Nicolai, prima dell'inizio della partita c'è stato uno spacciatore che si è spacciato davvero per Aieia Brazzo, è stato arrestato la settimana scorsa. Allora, quindi, padre rumeno, madre serbo-croata, comunque vabbè, ma di Trento. L'importante è che non facciano le solite decisioni, insomma, discutibili delle ultime settimane. Che non continuino a giocare come 12esimo a tutti gli effetti, influendo nelle giocate. Ecco Foschi inquadrato, pizzicato dalle telecamere di Sky Sport, l'ex di giornata, il grande rischia un po'. Dopo 5 sconfitte consecutive direi proprio di 6 sconfitte. Già aggiornato no, già aggiornato, sì. Speriamo siano 7. Ero rimasto a 5, vedi che allora speriamo Foschi siano 7. Non se la passa benissimo. No. Adesso no, Milanello a giocare. No, ma non mi ricordavo tutto quel bosco a me da lato distinto. Adesso come i capelli di Sene crescono. È cresciuta. Fausto, non hanno fatto manutenzione lì nella boscaglia attorno a Meda. Allora, Paolo, Marrone infortunato, abbiamo risposto prima. Paolo, non so se hai sentito, Marrone fuori per precauzione, ha giocato tanto da quando è rientrato, ci sta. Soprattutto le ultime due, esatto. Ha faticato molto. Sì. Forza ragazzi, ciao a tutti, ciao Cinzia, le due colonne difensive. Attenzione, se ne va subito Renato in area, chiude subito il primo angolo e vediamo subito Stanga a destra e Ferrini a sinistra, quindi confermato. Hai ragione, il tuo sentore, diciamo. E va subito giusto. Alla battuta di un angolo. Ghezzi è entrato in area Colai, giusto? Colai si chiama, sì. Sì, tra l'altro qua è doppia perché Aristidi Colai del comune di Arcisate. 30 secondi, già calcio d'angolo per la squadra di casa. Seguiamo
dalla sinistra, mentre sullo sfondo le strutture per il parkour, no, cos'è parkour? No, l'SS, con quel traffico che passa. Attenzione, il cross in area, mancato colpo di testa di un giocatore del Renate, palla che sfila, recuperiamo palla prima che vada in un ulteriore calcio d'angolo e guadagniamo addirittura la rimessa laterale a metà della nostra metà campo. Non ho visto chi è andato a vuoto del Renate, meglio così perché era in area piccola. Ciao Denis, ciao Ricky, ciao Mucarola, aspettiamo la rima oggi con Renate. Che cosa ci inventi oggi? Paolo, ma sono sempre contrario a preservare qualcuno con il rischio di perdere, sia questa che la prossima. Meglio pensare a quella di oggi, al massimo vedremo. Secondo me è fisica. Beh, però è rientrato Battistini. Secondo me è più fisica secondo me fa un cambio proprio tra Battistini e Marrone dal punto di vista fisico, perché entrambi non hanno i 90 minuti. Esatto, bravo, quindi probabilmente una staffetta tra loro. Marrone che magari è più sullo stanchezza, lo butta dentro quando gli altri sono stanchi, e Battistini che deve fare il ritmo subito all'inizio. Tanto Grassini, bianca oggi che ecco l'arbitro in mezzo alle balle, come se ho detto Marino. Però eccola lì. 2 volte riesce con un gran balzo felino neanche 2 minuti a non spostarsi, tra l'altro. Quanti anni ha? Attenzione, Grassini, brutto errore, subito, questo fosse giallo? Fischia giallo? No, giallo no, è arrivata al fischio. È rischiato, perché qua da una ripartenza subito potenziale giallo. Il campo non mi sembra delle migliori condizioni, perché ho visto 2 rimbalzi già un po' irregolari. Sì. Non lo so, adesso ha cambiato la telecamera di Sky, o comunque hanno cambiato una risoluzione qualcosa. O è stato abbattuto il sole in un attimo. Sì, cioè non so, infatti hanno spento il sole a Meda così, d'amblè. Intanto avanza il numero 17, Bonetti, poi dietro per Esposito. Denis fiducioso, oggi si vince. Auriletto, capitano, poi Spedalieri. Spedalieri, ma anche speculare le squadre più o meno, perché loro 3-5-2 e 3-4-3. Però diciamo, voglio vedere Galeandro, sempre un po' Galeandro noi che... Un po' di vantaggio a centrocampo forse avranno, se Galeandro non scende come ha fatto nel finale dell'ultima sfida. Frigerio che sì. No, fallo. Sì, gli ha preso caviglia. Sembrava quasi inciampato sul pallone. No, si era girato bene, anzi è stato agganciato. Tanto attenzione, guarda, aiuto dalla regia, ci arriva la distinta. La terza distinta. Grazie Fausto. Queste qua uno scambio. Ci guadagni tu, 6 foglie al posto di 3. E a proposito, è meglio che crescano le piante perché so ben disboscare per ogni distinta. Esatto. Allora, dopo questo bel messaggio antiambientalista, allora, le partite di oggi, perché si sono già giocate, sono terminate 4 partite delle 3, si gioca solo questa alle 17:30, Renate Lecco. Tutte vittorie esterne, commentavamo prima con Massimo, allora Novara che vince 2-1 a Crema con la pergolettese, Arzignano che spugna il campo dell'Alcione Milano 1-0 e Triestina che continua la sua rincorsa 1-0 sul campo della Provercelli. Oggi tutte vittorie esterne. 3-1 Pro Patria con l'Unione Clodiense. Sì, speriamo che ci sia anche la quarta vittoria esterna. Triestina che in questo momento è a pari punti con noi. Il Lecco andrà a 30, no? Noi eravamo già a 29, giusto? Sì. Quindi andremo a 30. Però in caso attualmente saremmo a 30 o a Trento? No, a Trento siamo già andati. Siamo già andati a Trento. Spedalieri, lancio lungo. Interviene Ferrini, poi combatte Frigerio, ballonzola il pallone sulla nostra 3/4, purtroppo la trova Vassallo. Comunque è davvero, che poi guadagna la rimessa. Meda è davvero l'unico paese al mondo in cui da giorno a notte è uno switch, tipo schiacci un bottone, Fausto, ed è subito notte a Meda. Ed è subito notte. Ed è subito notte, ed è subito speriamo che non sia notte in campo, insomma, però 4 minuti e mezzo di studio delle due squadre, no? Non è successo ancora quasi nulla. Sì, bloccata. Solo quel calcio d'angolo per... Sì, loro sembrano lavorare sulle ripartenze, come d'altra parte abbiamo fatto anche noi settimana scorsa. Adesso bene, riusciamo a salire sulla sinistra, c'è forse un intervento sul Galeandro, non sanzionato, poi la palla è rilanciata, è fuori gioco. Plescia, attaccante centravanti, per modo di dire, insieme a Colai, le due punte del 3-5-2. Brianzolo, giusto Renate? Brianzolo, Renate, sì. Beh sì, direi sì. Stavo ragionando se cavolo che provincia fosse. Nel cuore della statale 36, insomma, no? Sì, purtroppo ci passo tutti i giorni, praticamente. La definirei squadra della statale 36. Senza offesa, quando ero io a scuola dell'SS36 si narravano di altre presenze. No, vorrei essere offensivo, però no, è proprio lì, lì.
e scese. Cioè, Guarda fallo. Sené, cosa ci fa lì Sené? No, è Battistini che credo... No, non è Battistini. Non se la Battistini. fa. Ah no, perché c'era stato un contrasto, pensavo il fallo, invece no. Si muove tanto Sené, vedremo un po'. Poi, ecco, vedi, tocca un sacco di palloni in questo si inizio. muove Sì. molto. Cambia. Vabbè, anche perché Sipos comunque un po' più, no? Sì, più statico, più centravanti. Battistini mette palla fuori, poi Un giovanissimo raccattapalle. rimessa laterale del Renate nella nostra metà campo. Vi aspettavate, Massi, ti aspettavi che Valente, anche perché fosse arrivato in una situazione drammatica, puntasse però subito rispetto ai suoi predecessori un attaccante in più, cioè subito comunque a mettere più peso offensivo? Ma secondo sì, io sinceramente me lo aspettavo perché era un po' anche quello che mancava, perché prima comunque c'è Sipos che nonostante tutto comunque 9 gol credo abbia fatto Sì, e quindi il suo nonostante lo sta qualcuno dicesse facendo. 2, diciamo chi. Però c'è da dire che Lecco faticava, ha sempre faticato da inizio anno a creare insomma, azioni offensive degne di nota, quindi aggiungendo un attaccante in più sicuramente c'è più rischio che tu insomma vada a creare qualcosa di pericoloso. E quindi mamma mia cosa Attenzione, combina. ancora Renate in area di rigore, per fortuna che Via, sbaglia via. completamente Mamma mia. lo stop, ma Chi era Battistini Battistini che ha o appoggiato, Battistini? no, Battistini che ha appoggiato, era con addosso, attenzione, seguiamo l'azione ancora, Renate che prova a impostare un cross, si Però torna poi indietro da indietro, Riviera, però non conclude. C'era Plescia che si era lanciato in area, Battistini lo ha affiancato, il pallone rimbalzava di testa, l'ho appoggiato dietro a Furlan ma corto, e quindi Furlan si è trovato praticamente con Plescia che gli stava per concludere addosso da distanza ravvicinata, è riuscito a ribattere poco distante, la palla è stata rimessa dentro e Plescia a quel punto ha sbagliato completamente lo stop, ma Battistini qui doveva forse rischiare meno e sbatterla via la palla invece che appoggiarla dietro Furlan. Questo è un grosso rischio. Magari ancora riprendere un po' le distanze Battistini alla prima dopo Volevi un lungo concludere periodo. prima, Massimo? No, niente, appunto era quello che stavo dicendo, quindi giocando con un attaccante in più chiaramente metti anche più pressione all'avversario. Galeandro, tornando al discorso di prima, era partito bene, l'ho visto bene, poi complice anche i problemi fisici, si è un po' Si è molto anacquato. appannato. Perché secondo me è un ottimo giocatore. In C comunque anche l'anno scorso tra Alessandro e Gubbio è uno che comunque ha sempre segnato. Giovane, secondo me promettente, però bisogna vederlo nelle condizioni migliori. Quest'anno fisicamente non è stato bene. Confortante comunque la prova di settimana scorsa perché ha dato Sì, segnali di risveglio, anzi assolutamente. direi anche nelle ultime due Sì, partite. sì. Io spero invece, oltre a tutto questo, che anche che Frigerio, oggi lo sto vedendo ancora bello attivo, che si confermi in crescita In come crescita. negli ultimi tempi, Buono. perché lui e Marino comunque, secondo me, Valente forse ha indovinato il centrocampo, nel senso, tra tutti quelli che fino adesso sono passati, forse possono essere i due che si completano di più, perché Marino è un po' più di regia, Frigerio Gira più non è movimento. tecnicamente scarso, ma è un po' più di corsa, diciamo, di foga. Speriamo, perché L'unica cosa adesso con anche Zanellato che oggi va in panchina, Sì. prima o poi entrerà in condizione anche lui, potrebbe un fare il giocatore 3-5-2 importante. con Zanellato. Sì, o passi 3-5-2 rimpolpando il centrocampo. Sì, anche mettendo uno un po' più fisico. C'è perché... anche Attis poi. Che anche Anche Attis, Attis. sì. Anche Attis. Che è entrato benissimo. Adesso quando è iniziano a entrato. essere tante le scelte, no? Perché basta guardare poi anche la panchina Sì, oggi. sì. No, poi è molto ringiovanita la Sì. squadra. Hai Sì. comunque, tra l'altro ci sono, non abbiamo nominati, ma i due nuovi arrivati dal mercato. Sì, Christoffersen. Christoffersen che possiamo confermare non è lo sciatore, anche se uno che dribbla e fa lo slalom in area di rigore avversaria ci potrebbe anche stare, e Anderson che comunque Beh, zitto zitto le sue partite in Serie A se le fa. arriva se vedevo giusto, dalla terza serie inglese. Sì, tutta gente che magari non ha Norwich. giocato tantissimo Sì. negli ultimi 2 anni, Sì, però soprattutto Anderson vedevo che da molto, forse l'ultima partita a maggio 2023 sì, addirittura. lui è un esterno destro, comunque potrebbe essere una buona opzione spendibile. Beh, e anche poi se c'è, in tra l'altro c'è corso. anche Di Dio. Che C'è Di Dio che sta entrando bene. in campo. No, no, Attenzione, adesso- tanto Battistini bravo a trovare anche la deviazione, no? Bravissimo. Perché rilancia. Ecco. E sbagliano loro, poi però il tacco non era l'idea sbagliata buona. l'idea. L'idea era buona. Si può forse un paio di metri un po' troppo arretrato, altrimenti Erano sarebbe troppo stato vicini, interessante, sì. E- Forse si può concedersi di stare un po' più su adesso Sì, che c'è anche sicuro, Sene. sì. E comunque adesso tanta abbondanza anche probabilmente in ottica anno prossimo, no? Sì, Se a giugno avevi fatto la squadra con i rientri dai prestiti, gente che sì, magari sì, era dalla sì, Serie B sì, ma sì. non era
stata evidentemente un'esperienza positiva, adesso hai rifatto la squadra e secondo me al di là dei prestiti c'è una buona base per l'anno prossimo. Certo, soprattutto è giovane, guardavo giusto ora, ci sono 8 giocatori su 11 nati negli anni 2000 e questo cioè, il ringiovanimento è stato a 360 gradi, anche questo secondo me positivo. Pesa abbastanza. Sì. Comunque stiamo andando, sai cosa? Stiamo tenendo le distanze giuste, cioè siamo molto bene in campo. Frigerio che approfitta di un'indecisione ancora, lascia la palla, sta salendo di condizione. a Critta, poi Frigerio fermato, non sta fischiando nulla, il signor Bogdan, Nicolai, come cavolo si chiamava? Nicolò Spira. Di Pordenons, tipico Pordenons. Nicolai. Allora, altri messaggi. Aspettate che è arrivata da Mucarol. Contro il Renate, foschi presagi, ma vinceremo e ci metteremo il cuore in pace. Più una poesia più che. Anche perché poi con Renate. Lo sapete che questo non è il campo del Renate. Si poteva anche dire con Renate non facciamo stupidate. È a Meda, nel senso, Cristian, sì, ci siamo stati diverse volte. Detto ciò, quando ancora potevamo andare sui campi e non eravamo confinati qui a raccontarvi la partita. Fausto mi dice pubblicità, te l'ho sentito. Fuori gioco. Chi va alla ricerca della purezza. Chi va d'accordo con il pianeta. Chi va oltre il solito fondente. Chi va al cuore del cacao. Vanini, nel cuore del cacao. Comunque la difesa di... Stavamo commentando che quando poi dovesse rientrare, a parte che c'è anche Martic, hai 4 giocatori titolari adesso per 3 posti dietro, perché hai Martic, Marrone, Battistini e Ferrini che stanno dando tutti grandi garanzie. Quindi, sì, considerando che Marrone e Battistini sono sempre un po' fragilini. Sì, infatti. Ci puoi gestire loro due come centrali e poi Martic e Ferrini che... Martic volendo può fare anche il centrale del centrocampo. Non l'abbiamo ancora visto in quelle vesti, però grande abbondanza adesso. Sì. E poi da vedere questo Christoffersen davanti se potrà giocare. Secondo me sarà la riserva di Sipos. Fessené dal limite non riesce a tirare, si fa portare via il pallone. Poi è bravo Marino a contrastare subito i giocatori del Renate, li ferma nella loro sopravanzata e loro sbagliano. Christoffersen può fare anche l'esterno. Non penso, mi sembra un bel fistone. Mi sembrano abbastanza in difficoltà loro. Non li sto vedendo. Abbiamo preso campo. Non li sto vedendo molto sul pezzo, abbiamo preso campo. Sempre meglio non vendere la pelle dell'orso. Sipos intanto da regista addirittura appoggia dietro a Furlan che poi va a rilanciare proprio verso di lui che però non c'è. Anche se Galeando fa il suo lavoro riuscendo quasi a servirlo, adesso torna in possesso il numero 11 Brucellesi che poi non può partire per un fallo. No, non ha fischiato. Come no? Quello è fallo. No, non sta fischiando Spira fallo. È già il secondo terzo intervento che non sanziona. Anche, tra l'altro, un altro su Sené qui all'inizio, una spinta netta, non minimamente ravveduta. Intanto qua lancio profondità verso Plescia, che non è in posizione regolare. Dietro per Ghezzi l'inserimento in area di rigore. Ferrini, bravo ad allontanare in rimessa laterale, dove arriverà Riviera per la battuta. Vicino a lui Bonetti, poi Riviera, scambio ancora, triangolo per riuscire a salire. Alla fine arriva Colai, in posizione di trequartista, apre il gioco sulla destra, Critta in copertura su Mastro Monaco, poi l'appoggio dietro a Esposito. Siamo ben piazzati, fatica Renate che cerca di girare al largo, poi va il cross. Che rischio! Mia. Rischio di autogol di Grassini con Furlan che non poteva farci nulla, la palla che sfida di nulla a lato. Non è la prima volta, tra l'altro, che rischiamo questo tipo di autogol in questa stagione. Mamma mia, fil di palo. Furlan sarebbe stato strabattuto. Angolo dalla sinistra dell'attacco Brianzola con... Primo quarto d'ora che se n'è andato. Credo con lei alla battuta.
parte sul secondo palo, mette fuori Grassini, poi conclude ma ribatte la difesa del Lecco, non riesce a ripartire Galeandro, forse adesso con Marino no, neanche, no, niente, non ce la facciamo, recupera palla Renate che un po' si incarta ma alla fine riesce a servire i propri difensori. Renate che adesso ha ripreso un attimo di campo, siamo al 16° minuto, sempre 0-0, nessuna delle due squadre ha per il momento preso il predominio. Sì, un po' tra virgolette, fiammate, a momenti più che altro, sembrava meglio il Lecco fino a poco fa, adesso quasi favorevole a Renate. Sì, noi riusciamo poco ad essere incisivi in avanti, loro magari riescono a saltare un po' di più da tre quarti e arrivare più vicini all'area di rigore. Anche se mai con grande qualità, come si è visto anche in questa situazione, il fraseggio loro è un po' faticoso. Tanto Galeandro e Sene che si sono scambiati lì davanti, adesso Galeandro a destra e Sene a sinistra. Magari per puntare Galeandro da questa parte. Vediamo, magari è solo temporanea. Si combatte a centrocampo. Alleggerimento sulla retroguardia nerazzurra. Riviera che lascia a Cristian, Rubiletto. si vede la mano del nuovo allenatore? Beh sì, si vede. Si vede anche perché spicca un pochino, perché quella dell'allenatore precedente non si vedeva. Esatto. Cioè, si è vista pochissimo. Quindi è ancora più evidente il lavoro, tra virgolette, vorrei dire, mi verrebbe da dire quasi di default che ha fatto comunque Valente, che qui da 10 giorni. Sì, il Lecco è molto lineare, geometrico, però tiene le posizioni, tiene le distanze in maniera, diciamo, scolastica, però almeno lo fa. No. Vediamo. Poi lotta qua, fischia fallo a Marino. Anche qui, no, cosa? Perché? Ha fischiato fallo a Marino, sì. Che è andato non ho visto nulla io. Aiutando Frigerio, diciamo che aveva perso palla. Il metro è un po' discutibile, ecco. Grassini un genio, scrive Denis, credo si riferisca all'azione di prima che ha rischiato l'autogol. Beh, anche all'inizio aveva perso un pallone bruttissimo. Danilo, a proposito della battuta nella partita ad Arzignano, esce di Gesù, entra di Dio, che è diventata un po' un meme, ma è celebre. Mi viene in mente un'altra situazione simile di tanti anni fa, poi però manca, forse non l'ha ancora scritto il messaggio, lo aspettiamo. Non ho capito, ciao Maurizio. Non ho veramente capito Ciao, il fallo che ha fischiato. Non si è capito veramente. Non c'era nulla, ma proprio nulla. Sì, scusa, ti ho interrotto, ma... No, ma stavo aspettando... C'è la punizione da tre quarti di destra adesso, del Renate. Tutti sulla linea di rigore. Parte la battuta sul secondo palo. Furlan non blocca, benissimo. La palla rimane lì, Colai. Non c'è spazio per la conclusione e alla fine va un tiro a giro sul fondo. Qui Furlan forse poteva fermarla la palla, ricordando il buon Herman che... Si è fissato abbastanza su questo piccolo difetto di Furlan che non sempre blocca quando dovrebbe. Assolutamente no, dicevo prima, stavo aspettando il messaggio di Danilo, non è ancora arrivato, non so qual era la situazione che citava. Grassini, per quello che ci si aspettava forse quando è arrivato, per la nomea che aveva, una mezza delusione, perché sinceramente non si è rivelato. Chi, scusa? Grassini. Okay. Non si è rivelato molto più di Lepore, sinceramente, con tutto che Lepore invece aveva il piede per i calci piazzati. Sì. Cioè, Grassini mi sembra che velocità poco o nulla in più e nelle retrovie molta più insicurezza. È per questo che il punto di domanda è in quali condizioni possa essere Anderson, perché potrebbe tornare molto utile lì a destra, quindi sì. vediamo un attimino. Avrà bisogno, credo, di trovare il ritmo partita, quindi chissà, però io me lo immagino magari in campo negli ultimi 10 minuti oggi, giusto per vederlo in campo, vediamo se non è un po' il campo. Dipende anche poi come andrà la partita, certo. Beh, secondo me anche Christoffersen potrebbe entrare, dici. Avere qualche minuto, sì. Sì, anche perché poi se non sono infortunati, tanto vale dargli dei minuti, altrimenti... probabilmente mancano solo di minutaggio, di ritmo partita, no? Sì. Diciamo che hai il vantaggio comunque che l'11 più o meno adesso ce l'hai da far giocare. I giocatori da inserire, quello che mancava erano proprio gli inserimenti, avevi Didio, Cavallini che comunque è sempre entrato anche lui abbastanza bene e poco più hai. Anche abbiamo Mister Invernizzi, ciao Mister che ci saluta, ciao ragazzi, forza Lecco. Ecco che è arrivato Danilo. Allora, intanto Enrico, vediamo come oggi Renate sarà osso duro, non vogliono incassare, ha sconfitto il numero 7, certo sì. Però in altre stagioni a Meda è stato più difficile giocare,
contro altre squadre più rognose. Palla Oggi che filtra, non Galeano, sembra- Dai, Critta per se n'è in area, perde il ma tempo. ha perso 6 tempi di gioco. Prima ha doveva perso. tirare prima, ma c'è angolo? Sì, penso di sì, Doveva perché tirare la subito, stop e tiro. la conclusione è stata smorzata dal 21 Oliviera. Chi è che gliela Bella data in verticale la palla? Critta. Critta, Un bella. taglio diagonale da sinistra a destra, bello, poi dosato, perfetto. Qui stop e tiro. Qui Ma sai cosa? Ha sbagliato il primo controllo perché gli è rimasta sotto e ha dovuto rimettersela in avanti a quel punto. Col controllo doveva già orientarla sul tiro. Esatto. Marino, Critta sarà importante trattenerlo l'anno prossimo. Assolutamente. Sì. Dalla destra il cross, la svetta, Battistini non arriva, c'è un fallo di confusione. E la prima occasione della partita è stata sul destro di Sené. Sì, che quella più poteva nitida fare è stata molto meglio, questa. sì, Sì, poteva sì, fare sì. molto meglio. Purtroppo sempre il solito problema di perdere un tempo di gioco, poi dopo è diventata... Ma lo diceva, io mi ricordo le prime telecronache di José Altafini, diceva il manuale del calcio, il controllo di palla, è la prima cosa. no, ma Con anche perché controllo di sei a palla- 5 metri dalla porta, ti stai avvicinando in corsa con i giocatori, i Se ti difensori metti che la recuperano palla, alle spalle. se la controlli bene hai già fatto quasi tutto. Controllo e tiro subito di prima intenzione. Sì, qui se ne Un doveva... passo in più è letale, come si è visto. Però vabbè, comunque bella l'azione di Critta, bello il azione. filtrante. Ma anche il movimento e il movimento di Sené. Sené a Comunque bruciare la è difesa. giusto. No, tutto giusto, quindi... E Questo poi qua guarda recupera un po'. come corre. Sì, quanto è molto corre. voglioso. Sì. se ne- Ma tutti stanno, comunque sono svegli pezzo. rispetto ad altre partite, che gli avvii di partita hanno sempre delle ninna nanne praticamente. I Invece oggi... precedenti tra Renate e Lecco, allora, il primo in campionato, non lo ricordo benissimo, 2010-2011, 2-2, prima giornata di campionato, era la seconda divisione, se non ricordo male, con gol di Fabbro su Pippo. punizione, Pippo no, mio. di Fabbro e di Rebecchi su punizione. Sì. Pippo Fabbro, Sì. che ricordi ragazzi. 2-2. Ce l'avessimo Pippo Giorgio Fabbro. Roselli allenatore. Ce l'avessimo quest'anno ragazzi. Vabbè, Pippo Fabbro era uno dei ragazzi che faceva i gol. Roselli, l'amico del Caste. Roselli, con Roselli ha avuto un buon rapporto con Roselli. Buona la Con giocata. cui ho avuto un rapporto Mannaggia. Bella triangolazione. non riesce Critta a controllare questo pallone. Allora, Galeandro gli ha dato un pallone un po' più semplicissimo, però Critta. Galeandro deve ancora un po' entrare in partita, ragazzi. Vabbè, però 16 precedenti con 8 vittorie del Lecco, 4 pareggi, 4 vittorie del Renate. In trasferta 7 precedenti, 4 vittorie Lecco, una sola vittoria del Renate. L'ultima vittoria del Lecco, 3 aprile 2023, 2-0 a Meda, Zambataro e Lacti. L'anno della poi promozione. No, Sì. Valente che adesso ha per quasi poco ammazzato qualcuno in panchina, aveva tirato una bottiglietta fortissimo per il Sì? nervoso, sì. Ma per l'azione sbagliata lì No, in per un fascia? movimento, stava dettando qualche movimento, probabilmente non l'hanno ascoltato, lui ha lanciato qualcosa in panchina. Altro fallo qui di Marino, sempre Marino, sì. E però adesso hai capito che questo è il metro, stai attento. Cioè, Sì, un po' ingenuo qua, anche perché concede un calcio di punizione non diretto magari, ma però pericoloso. sì. Forse essendo un po' piccolino magari lui deve arrangiarsi un po' di più e viene perennemente punito dall'arbitro. Bell'acquisto Marino. Sì. Esce Pirlo da una parte ed entra Scimunito dall'altra, scrive Danilo, emergente del Potenza Calcio. È l'aneddoto. Bravo Colai. L'arbitro prima di far entrare Scimunito controlla se ha le scarpette, anche perché il terreno era ghiacciato e l'arbitro non voleva che entrasse munito di sci. Sì. No, qui comunque è stato bravo Colai, perché ha fatto sparire la palla e Marino a quel punto l'ha dovuto contrastare fallosamente. Intanto Coccodrillo. Denis battezza il gol di Senenta. Coccodrillo di... Ma chi era quello? Coccodrillo, addirittura Coccodrillo? Sì. Però- Siamo belli distanti, però. sì. Però sono 30 metri. Però secondo me ci pensa alla conclusione. Chi è che batte? Bella domanda. La domanda? Colai? Forse Colai. No, non è Colai, non è Plescia. No. Parte la battuta deviata sul fondo. Calcio d'angolo? Sì, angolo, deviata dalla barriera sul fondo. Quindi angolo. Non ho visto chi ha secondo battuto. loro angolo, se non sbaglio. Ma non è andato. Vorrei Ghezzi forse. Dori Ghezzi. Mi sa di sì, era Ghezzi forse che ha battuto. Perché scarpette rosse, quello lì che sta tornando. Ah sì, Mi sì. è sembrato di vedere 32. Seguiamo il calcio d'angolo, Dalla 25esimo, 0-0. Dalla destra, non più Ghezzi che si è spostato sull'esterno dell'area, palla altissima sul secondo palo, la rimette dentro
Spedalieri, palla che rimane lì in area di rigore, alla fine Grassini regala un angolo. Male. Non benissimo qui Grassini. Ma Grassini Continua ad avere un po' di difficoltà sì, Grassini. non è entrato in partita, non è entrato in partita. Diciamo i due per adesso un po' più in ombra nel Lecco, Grassini e Galeando. E Galeando, sì. Quindi... Però Galeando è già in ombra ma perché sbaglia, però è dentro nel gioco. Grassini invece è proprio... Vedo un po' più in difficoltà Marino perché proprio per la questione fisica lì in mezzo sta facendo un po' fatica. Tra l'altro adesso Batte basso l'angolo, mezzo vedi. fuori da... Stanga. Stanga, no era Grassini. Forse Grassini, Grassini, no, Grassini, Grassini, sì, Grassini. ancora Grassini. Qua bene però, a mettere fuori questo pallone. Voi sapete che cosa siano quelle strutture bianche dietro l'altro? Quello è per il Secondo me per il lancio tiro del peso. del peso, del Sì. disco, Quelle lì i tiri e i dietro? getti. Sì. 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 Sì, di solito c'è per evitare che il peso voli addosso a qualcuno. Ah no, è vero, sì. Sì. Non Beh, vedevo molto. la rete, vedevo solo le strutture bianche. Quindi no. Sì, poi c'era... Intanto guadagniamo la rimessa Vediamo se laterale ci noi. allontaniamo da lì, poi andiamo in pubblicità. Sì, posso spizzata Pezzene un po' lunga. Poi loro la rilanciano, vediamo se è ancora in laterale. No, Grassini però la tiene in campo, No, ma la fuori, regala. fuori. Anzi no, c'è la rimessa laterale. Rimessa laterale, seguiamo un attimo, vediamo se Sì, perché rimangono può loro in essere avanti. sì, una situazione pericolosa o meno. Ghezzi andrà alla battuta in area di rigore vedendo la rincorsa, o forse no, perché vicino a lui c'è Esposito. Vediamo la decisione del 32, 27 minuti. Renate che da qualche tempo sta un po' più stazionando nella nostra metacampo. Battistini non perfetto, Galeando perfeziona con Sipos, ma non c'è poi più nessuno in avanti, quindi Spedalieri, l'appoggio a Mastro Monaco, palla in avanti, ribattuta, Sipos la aggancia in qualche maniera, cerca di giocarla, poi viene travolto. Questa volta forse uno dei primi falli fischiati ai blucelesti, Sipos atterrato. E siamo quasi alla mezz'ora. Andiamo in pubblicità. Per l'automazione industriale affidati a Rama Fluid Parker Store. Certificati Parker Hydraulics. Siamo specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Realizziamo tubi a bassa e ad alta pressione collaudati fino a 2000 bar. Progettazione e revamping centraline oleodinamiche e servizi completi come pulizia oli idraulici e ricambistica industriale. Rama Fluid Parker Store in via Marconi 15 a Oggiano, Lecco. Visita il sito www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile nell'automazione industriale. Dai, che buono. Abbiamo preso un calcio d'angolo, sì. Sì, su un buon cross di Critta, Sipos stava cercando di farsi largo al centro, al limite dell'area piccola, è intervenuto il giocatore del Renate a deviare in angolo, poi l'ha coperta forse Galeando perché stava rimbalzando dalle parti della Secondo linea di fondo. angolo anche per il Lecco, così come ne ha battuti 2 il Renate. 3? 4 il Renate? Sì, Sono rimasti sì. 2. Ah, ok. Marino Allora, giù. dalla Sono sinistra, persi 2. Marino andrà in area perché si allontana Critta, Marino a giro sul primo palo, mette alto, sopra attraversa Galeando. Eh sì, qua difficile francamente, la palla era già sul fondo. Si l'ha presa troppo piena. Intanto qua brutta idea del portiere Nobile che lancia Grassini, però fa un'altra delle sue stupidate. Per fortuna che recupera Frigerio, anzi Critta. Però Grassini qui eravamo in 6 e stava regalando palla al giocatore del Renate. Dai, si gioca che si è rialzato. No, dicevo, Nobile ha lanciato palla da un uomo solo in mezzo a 6, ma ci ha pensato Grassini a regalargli palla. Poi abbiamo recuperato senza fallo. E qui adesso è Marino che si gira senza trovare compagni liberi, trova Ferrini che va al lancio profondo, fermato, e poi Ferrini si lascia andare un fallo abbastanza inutile. Abbiamo perso un po' di ritmo adesso, qualche minuto che non riusciamo più a tenere le distanze. Galeandro è ottimo, solo che ha da migliorare, scrive Denis. Per adesso insomma deve migliorare parecchio. Beh, qualche sprazzo tra settembre e ottobre l'ha dato, è che è sparito sì, dopo era partito praticamente molto subito. Ma anche perché ha... No, Grassini c'era già a settembre, no? No, è arrivato a gennaio. Adesso a gennaio. Infatti. Perché cosa dicevi di Grassini? No, io dicevo di Grassini, scusa, tu dicevi Galeandro. Galeando, sì. No, Grassini dicevo, no, perché io ho detto Grassini, scusa, no, per questo mi sono tratto in inganno. Ah, io ho capito No, Galeando. lui ha detto Grassini è ottimo, solo che ha da migliorare. Per adesso ha fatto un po' fatica. Certo, ha grandi mezzi fisici, strutturato, corsa. Molta corsa.
deve un attimino anche dal punto di vista tattico disciplinarsi un po', ma soprattutto nelle scelte, perché non mi sembra fare mai la scelta corretta, ecco. È che mi sembra sempre in affanno, è poco lucido nelle giocate. Tanto qui recuperiamo un buon pallone, proviamo a rilanciare, ma non ci sono blu celesti. Si può rincorrere, ma in mezzo a 3 uomini non può fare molto. Alla fine c'è il rilancio per Ghezzi, palla oltre la linea di fondo. Giancarlo suggerisce deve anche migliorare il controllo, sempre riferito a Grassini. Sì, Praticamente non ha nulla al momento. No, La buona volontà. No? Sì, no, ma avrebbe anche ha molta corsa, fisicamente ha doti atletiche importanti, però soprattutto in questo avvio, questa prima mezz'ora davvero molto negativo, ecco. Furlan intanto alla rimessa in gioco dal fondo, ma lungo. Ecco, rispetto a settimana scorsa che lasciavamo proprio completamente... Intanto sono arrivate le foto di Matteo, cioè i capelli sempre più lunghi di Senè, ancora più lunghi di settimana scorsa. Mentre settimana scorsa magari rilanciavamo costantemente lungo, oggi proviamo quantomeno a dialogare. iniziare un po' dalle retrovie. Intanto Senè recupera Ecco, un buon pallone. Dai. Grassini dalla destra, dai, smentiscici. Va, Grassini, va! Cross dentro! Palla che sfila e tutti fanno tunnel per quello dietro, ma alla fine non c'è più tutti nessuno. con un numero riescono a evitare il pallone, cioè quasi l'avessero fatto. Imparasse l'arbitro dai nostri attaccanti a saltare ed evitare di toccare il pallone, perché Basta Senè, che un giocatore Sipos saltano tutti evitando il pallone. Pallone interessantissimo di Grassini perché Sì. l'ha filtrato. Forse anche loro non hanno ben capito, cioè non hanno visto bene il pallone arrivare. Peccato perché era praticamente dentro vediamo Grassini fa partire il tiro, Senè poi galeando e che non intervengono sul pallone, sarebbe stato praticamente un calcio di rigore in movimento per entrambi. Rimessa laterale dalla parte opposta perché poi è arrivato il difensore del Renate a spedirla laterale. Vediamo un'altra rimessa in gioco. Peccato, questa poteva essere per Cristian. davvero la palla del vantaggio. Beh, ragazzi. fosse stata l'azione più pericolosa di tutta la partita questa. Sì, paradossalmente, nonostante non abbiano calciato, sì. Brutto Una fallo, situazione, guarda. sì, No? No. Niente. Si gioca. Perché Marino si è alzato il pallone, è stato falciato da Colai. Decisamente meglio il Lecco però in questa prima mezz'ora abbondante di partita perché è riuscito comunque ad arrivare 2 volte. Due occasioni, sì. due occasioni Diciamo ha avuto... Due palle gol ci sono state. Loro alla fine non hanno mai tirato in porta. A parte L'occasione migliore è due Grassini mezzi che suicidi stava nostri, sì. Battistini quando ha Facendo fatto l'autogol. il retro Bequella e poi Battistini che fa il retropassaggio Furlan. Sì, però c'erano entrambe create da noi, non so come dire, no? Sì. Loro costruendo non sono praticamente arrivati quasi mai. Dato qui disturbo Sì, su magari ci Battistini, arrivano altro, adesso. 2 disturbi irregolari, poi la conclusione Furlan ribatte. Ecco il primo tiro in porta che è stato Plescia, se non dovessi Beh, sì, però doppio fallo non sanzionato. Sì, insomma. che poi tira da fuori area Sì. con Furlan che era un po' fuori dalla porta, ma riesce in qualche modo Infatti secondo me a respingere. gli è venuto male la tirata bassa Sì. perché voleva probabilmente alzarla perché l'ha visto un Esatto. po' un po' Sì, lontano. mi voleva pare. scavalcarlo. Meno male, insomma, è andata bene questa. Grassini, Battistini dialogano 34 minuti, poi Battistini va al servizio lungo per Sipos che mette giù di petto, Senè la domestica, poi si impappina e regala il pallone agli avversari quando poteva esserci una buona azione per i blucelesti. C'è Fausto che deve intervenire, vai Fausto. Buon recupero di Stanga intanto. Seguiamo l'azione, vediamo se Marino. riusciamo a costruire qualcosa, poi sentiamo Fausto. Ferrini, peccato perché qui dopo il recupero di Stanga c'era una buona potenzialità, invece abbiamo lasciato un po' andare l'azione. Qui ecco l'altro ennesimo fallo inutile fischiato ai blucelesti, fallo che rispetto ad altri Renate di entità molto inferiore, ma qui sanzionato. Vai Fausto. Rispetto a quelle strutture che parlavate prima, Quelle del lancio sì, potrebbero essere anche delle voliere per dei falconieri, perché visto anche tutto il bosco che c'ha alle spalle, o delle gabbie per mettere gli Può animali. essere che lì al Città di Meta si svolgano i campionati italiani di volo libero, di volo libero. No, magari È lì che è cresciuto il falconiere della Lazio, è lì sì. che mosse i primi passi. È un campovolo. I primi voli. Abbiamo semplicemente creato presente le casette per gli uccellini che fai per quelli che arrivano dai boschi, è uguale, hai visto quello che c'è dietro lì?
Comunque io poi di sera avrei paura ad allenarmi. Sì, è anche una specie di roccolo, magari ci sono anche dei cacciatori, non so, dietro. Secondo me è arrivato anche il lupo ormai. Sì, lì è senz'altro, sì. Stanziale ormai. Le pantere. Allora, ecco il Renate che ci prova a sinistra, ma per forza. Sì, però sbaglia, stanga dopo. Prima recupera un buon pallone e poi l'appoggia male. Si è tornati nelle retrovie dalle parti di Spedalieri, vicino a lui Mastro Monaco, poi ancora al centrale Auriletto, Riviera, se ne è impressione, lo disturba, alla fine però Grassini ritorna al pallone ai giocatori. Renate Sipos è bravo dai a intercettare, poi Galeandro costretto a tornare indietro. Si perde Galeandro. Furlan ci prova a rilanciare subito i suoi, questo servizio profondo per Sipos che in qualche maniera mette giù il pallone, poi Grassini sbaglia ancora Grassini, continua a giocare male, proprio errori elementari, ma perché poi ci sono potenziali azioni che si possono sviluppare e sbaglia il servizio, l'appoggio semplice. Pubblicità per noi, torniamo subito. Da più di 40 anni il nostro obiettivo primario è la soddisfazione del cliente. Impresa di pulizie Il Quadrifoglio. Operativi in tutta la provincia di Lecco e Monza Brianza. Specializzati nella pulizia di condomini, uffici, aziende, appartamenti e pulizia di vetrate di ogni dimensione. Inoltre si effettua servizio di sanificazione. Tutto questo è reso possibile dal personale qualificato e fidato. Contattaci per una consulenza e per un preventivo gratuito. Massimo e Michele Biscotti avranno la soluzione perfetta per ogni tua esigenza. Impresa di pulizia Il Quadrifoglio, in via Bruno Buozzi 2, Lecco. Info al numero 392 17 25 424 o ilquadrifoglioimpresadipulizia.com. Colpo di testa ma a fiacco del Renate da calcio d'angolo. Occhio però perché l'abbiamo lasciato libero. Come in precedenza, bellissimo servizio di Colai dentro e per Getz mi pare, e l'intervento di Battistini salvavita. Non ho visto adesso chi è stato col piede di testa. No, troppo difficile. Non era neanche significativo, voglio dire, proprio una telefonata per Furlan. Sì, l'ha schiacciata quando invece se avesse magari dato una bella capocciata poteva mettere più in difficoltà per Brucessi. Tanto danza sul pallone Marino, serve Frigerio, saliamo, palla per Grassini che ha un po' di campo, dai affonda, dai sulla tre quarti. Bravo, cerca il fondo, però non riesce a far passare il cross, solo rimessa laterale, peccato, poteva forse... Però rimane lì, in zona d'attacco, il Lecco. Bravo Ghezzi a coprire, ma Grassini poteva fare qualcosina in più forse. Frigerio si avvicina. Scivola. Frigerio è partito bene, poi un pochino si è un po' spento. Ha fatto un po' fatica. I giù dei centrocampisti sono stati un po' presi in superiorità dai tre del Renate, quindi faticano molto, poco aiutati da Sené e da Galeandro, sono in inferiorità numerica lì in mezzo. Sarebbe magari avere un Galeandro un po' più attivo in copertura su Auriletto, cioè su Esposito. Tant'altro rimessa laterale per il Renate. Le partite di domani, domenica 16 febbraio, a completare questo 27esimo turno, in realtà poi si chiuderà lunedì. Vicenza-Padova, eccolo qua, il big match, che ha perso un po' di contenuto dopo il passo falso del Vicenza. Però se Vicenza vincesse. Però se Vicenza può comunque riaprirla. Può riaprirla. Io ho l'impressione sempre che il Vicenza sia più forte complessivamente del Padova. Si è un po' mangiato diverse occasioni, vedremo se coglierà questa. Domani gioca anche in casa. Trento Lumezzane, alle 5:30 Vino Leffe Ferralpi Salò, Gian Erminio Atalanta Under 23, chiude lunedì alle 20:30 Virtus Verona Caldiero Terme. Vediamo se la Virtus Verona continua la sua risalita forte in classifica. Posizione playoff. Attenzione, la regia si perde la palla completamente. La palla, scusa, non c'è più, sparito. Non si capisce più cosa stia succedendo e alla fine riappare tra l'altro. Grassini che perde il contrasto e concede la rimessa laterale. Mastro Monaco? No. Riviera per Esposito, palla larga per Ghezzi, non c'è Grassini, Ghezzi pensa al cross, ragiona, poi salta Grassini, me lo mette il cross interessante, ma c'è in copertura Battistini, poi ancora Renate, sempre qui sulla sinistra con Ghezzi che si libera facile di Grassini, palla che filtra una deviazione di Ferrini che favorisce Furlan che poi cerca subito di rilanciare Critta ma male. Troppo.
Però Grassini qui in difficoltà anche un po' in fase difensiva, non riesce mai a contenere gli avversari. Sta a metri da Ghezzi che ha tutto il gioco per mettere dei cross interessanti. Enrico, allora arriva questo gol del Lecco, Denis, adesso arriva, hai fretta. Allora, un po' di fretta. Fallo questo però, questo è fallo, ragazzi, dai, fallo tutta la vita questo. Come fai a non fischiarlo? Vabbè, ma ha solo colpito il ginocchio del giocatore del Lecco, non ha fatto fallo. Si lamenta. È fallo quando ci colpiscono le ginocchia. È arrivato... Dobbiamo il fischio, no? Dobbiamo aggiornare l'arbitro. Quando prendi la gamba di un giocatore del Lecco è fallo. Ma sai che l'arbitro non ha questo aggiornamento del regolamento? Non ha fermato il gioco. No. Si sono fermati i giocatori del Renate. Sì. Infatti buttano fuori il pallone nella panchina del Lecco. Poi dopo ovviamente poi sperare nei replay ormai è cosa che Valente continua a dare molte istruzioni ai suoi, ormai ne approfitta. Esatto, ragazzi, e ci fanno pagare sempre di più sti abbonamenti. Niente di grave. Giancarlo ipotizza il solito arbitro comasco. Lì dov'è l'arbitro? Pordenone, vabbè. Beh, ma anche Bogdan Pordenone. Nicolai è nettamente comasco. Uno che si chiama Bogdan, cioè ragazzi, più comasco di Oggi ho visto un post, ieri sera in realtà l'ho visto, adesso lo recupero, vi dico anche dove era. Tanto sta succedendo che faceva niente, abbastanza ridere. Siamo al 42esimo, ma... Di una pagina Facebook Italia Italy, che è straniera però, che pubblicizza le meraviglie italiane, Lake Como from Space, le lago di Garda. Però, quindi insomma, una curiosità. Con 6.000 mi piace, tra l'altro. Quindi, bella giocata dei Ferrini. E chissà quanti italiani che non chissà quanti italiani. Oh, Lake Como, wonderful. No, ma ci saranno anche tantissimi italiani che pensano che sia il lago di Como. Sì, infatti quello sì. Ci sono tantissimi italiani che non sanno dove sia il lago di Como. Cioè io ve lo dico perché... Beh, scusate, quando andavo in Calabria, nel paese vicino dei miei, Lecco, non è che sapessi. Ci sono anche alcuni lecchesi che non conoscono il nome delle nostre montagne. Gli americani dov'è Venezia, dov'è sempre Roma segnano. Cioè non è che se segnano, è già tanto segnano l'Italia. Gli italiani. Per americani. Cioè, ma io per esempio la Calcio Lecco che mette il Manzoni con la maglia del Lecco e io ho sentito dire da tanti, ma chi è quel vecchietto lì? E io ho rabbrividito perché va bene tutto, e Manzoni che si toglie sotto la maglia del Milan, no? La vera... No, e soprattutto dicono, ma chi è quel vecchietto lì con la maglia nera-azzurra? Bravo, anche quello, sì. Daltonico, oltre che stupido. Beh, ma Manzoni ha sempre detto... Io francamente me ne infischio. Mi sono sempre diviso tra Lecco e... Non so, Milano-Inter, non lo so. Non posso sì, no, beh, ma almeno c'è gente che sa chi è Manzoni. È più Milano o più Inter? Beh, ormai non sa nessuno. Come filosofia, Manzoni. Faccio questo. Divaghiamo che non sta succedendo molto a 43. Ma io penso che se chiedi a 9 giovani su 10 non sanno manco chi sia Manzoni, appunto. Quindi, proprio bypassano. Grassini la fa bene. Guadagna anche la rimessa laterale, perché è nostra. Ha trovato deviazione. Vabbè, sì, ovviamente l'ha data loro. Però questa era netta, dai, no? Sì, anche secondo me c'è stato... Sì, perché gli ha calciato tra i piedi. Comunque è stata fatta una buona chiusura. Sì, no, bravo qui Grassini. Si sta sciogliendo il primo tempo nel frattempo. Vediamo se Renate adesso mette una buona palla. Ma no, perché riusciamo a intercettare e rilanciare, ma... Non bellissima la fase finale, no? Non bene. In questo primo tempo. Dato spettatori ufficiali dalla nostra Benedetta Panzeri, che è a Meda anche lei, 863 totali, di cui 474 da Lecco. Quindi più noi che più ospiti che casalinghi. Vabbè, ma penso che di solito ci siano più marmotte che marmotte 300, cinghiali 323. Comunque nutrie. Le nutrie arrivano da Lecco. È vero che c'è poca acqua, è una trasferta molto abbordabile come distanze, però 474 tifosi sono... Beh, però ne abbiamo visti centinaia anche in posti molto affrontare Meda è una cosa da stomaci forti. Allora, tra l'altro, ve lo dice chi ci passa tutte le mattine. Andare in quelle fortunatamente oggi è sabato. L'avessi messa di domenica a quest'ora, andare a me faceva un po' di coda, tra l'altro. Quindi, ma giusto un pochino. Con una giornata di bel tempo come oggi. Vabbè, comunque. Calcio di punizione per il Renate, 30 secondi più eventuale recupero, che sento di poter dire che al massimo un minuto. Direttamente sulla verticale per il cross in area, stacca, forse se ne addirittura,
Poi prova a tenere lì il pallone il giocatore del Renate, ma riesce no, se ne stai lì, no. Stiamo facendo fatica a ripartire però in queste situazioni. Questa era ottima. Galeandro intanto ribatte. Ma se ne doveva stare fermo, non doveva andare. Tanto Renate che sta facendo un po' fatica a uscire, Galeandro non trova di meglio che spiccare, però sì, fischia alla fine. Non c'è stato niente per cui recuperare. È già finita, quindi 0-0. Sì, diciamo che questa azione qui poteva essere anche abbastanza offensiva, poteva anche la far bene. Sì. No, dico, l'arbitro poteva anche lasciar giocare. E c'è stato fiscalissimo, 45 minuti, 45 spaccato a fischiato. Allora, Fausto, se ci metti in contatto con Albino, prima che gli venga voglia di andare a lanciare il martello nella datemi un martello, la famosa canzone. E con questa cos'è? Fiat Ritmo in questa pubblicità? La Golf, la Volkswagen. Sì, sta celebrando il fallimento ormai della Volkswagen, la Golf. C'aveva mio zio, tra l'altro, così, pensarci arancione. Ci avete in contatto, Fausto, con Albino, andiamo a vedere un po' come ha visto dagli spalti del Cittadimena questo primo tempo, se anche lui ha avuto la sensazione nitida che abbiamo avuto qua, che nell'ultimo quarto d'ora ci siamo un po' spenti. Siamo un po' spenti, In generale la partita. Ci siamo un po' abbassati anche, questo non va bene. Un po' abbassati di una ventina di metri abbondanti. Allora, vediamo se c'è Albino. Albino, mi senti? Assolutamente, scusate sempre il frastuono di questa cassa che abbiamo sopra la testa, ma la bolgia di Meda. No, noi sentiamo bene, tu magari fai un po' più fatica perché è il ritorno, però tutto sommato ti sentiamo. Allora, un primo tempo, Albino, un discreto Lecco, una partita non entusiasmante, però il Lecco ha avuto un paio di occasioni buone, mentre il Renate ha fatto più fatica, gliele abbiamo quasi concesse noi, no? Con quel quasi autogol di Grassini. Poi però nell'ultimo quarto d'ora il ritmo è molto calato in generale. Sì, no, direi che hai fatto l'analisi giusta, cioè questo è quello che si è visto nel primo tempo. Io ho definito il Renate solo velleitario, no? Ma francamente secondo me noi adesso li abbiamo controllati questo primo tempo ed è probabile che magari con dei cambi nel secondo tempo, penso ad Attis per esempio, no? Si possa vedere qualcosa di più, anche se il centravanti ha aiutato moltissimo in fase di copertura e quando ha avuto l'occasione ha tirato quel tiro che è passato sotto un giocatore, poi è arrivato al portiere, che se si sveglia 25 centesimi, 25 secondi, cioè scusa, 25, un quarto di secondo prima probabilmente fa gol. Non è una gran partita, ma sono partite che devi giocare così queste. No, assolutamente siamo d'accordo con te. Rientrati, hai detto, un rientro importante, la panchina oggi è bella, corposa, quindi valente a solo l'imbarazzo della scelta, no? Per poter... mi sono piaciuti invece, se posso dire, degli interventi difensivi messi in pratica da Battistelli, che sebbene non possa essere al centro ha dimostrato sempre di avere una grande visione di gioco e grande intelligenza. E quanto ci è mancato Albino nei mesi scorsi? Sì, ma non solo, farei un altro applauso a Marino che gioca sempre delle partite in modo ordinato, intelligente e staticamente ineccepibile. Assolutamente. Va bene Albino, vedremo un po' che secondo tempo, se andremo in crescendo come ci auguriamo, per provare a vincere una partita che è nettamente alla portata del Lecco oggi. Va bene, perfetto. A più tardi. Ciao Albino. Ciao, a più tardi. Ci prendiamo una piccola pausa, tra qualche minuto però torniamo per raccontarvi la ripresa.
conoscere tutte le ultime notizie da Casa Calcio Lecco 1912 prima di ogni partita del campionato di Serie C? Non perderti LCN Warm Up, il programma esclusivo a cura di Benedetta Panzeri, con news aggiornate sulla squadra bluceleste, probabili formazioni, focus sugli avversari e tanto altro. LCN Warm Up, solo sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport. Da più di 70 anni ci prendiamo cura dei prodotti della tua azienda. Li stocchiamo a magazzino, li trasportiamo e li proteggiamo per te in tutto il centro-nord Italia. Li consegniamo nei tempi stabiliti e ti garantiamo la nostra efficienza con tutte le certificazioni e le autorizzazioni richieste dalla legge. Ogni automezzo dispone di impianti GPS per aumentare la sicurezza delle tue merci. I controlli vengono fatti periodicamente per offrire affidabilità e il miglior servizio possibile. Lo stoccaggio del materiale e logistica in un magazzino coperto completano il pacchetto dei servizi che possiamo offrire per soddisfare tutte le esigenze della tua azienda. Autotrasporti Baggio Lorenzo, la nostra attività da più di 70 anni, il tuo partner per ogni esigenza.
Se state cercando soluzioni per arredare il bagno, scegliere un nuovo climatizzatore, una caldaia, una pompa di calore o un impianto ad aria, affidatevi a Super Sama Store di Lecco. Nei nostri showroom potrete esplorare prodotti dei migliori brand e con il supporto di tecnici esperti e professionali trovare la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Super Sama Store vi aspetta dal lunedì al sabato in via Achille Grandi 24 a Lecco. Oppure visitate il sito www.supersamastore.it per i vostri acquisti online. Il blu e il celeste, la passione di una vita. Il blu e il celeste, la passione di una vita. La voce dei tifosi blu-celesti, la partita, i temi della settimana, le notizie in esclusiva su Squadra e Società, i rumors di mercato, microfoni aperti ai radioascoltatori al 345 75 76 649, WhatsApp al 366 972 78 85, on air il lunedì alle 21:30 sulla pagina YouTube di Lecco Channel e LCN Sport. Vuoi conoscere tutte le ultime notizie da Casa Calcio Lecco 1912 prima di ogni partita del campionato di Serie C? Non perderti LCN Warm Up, il programma esclusivo a cura di Benedetta Panzeri, con news aggiornate sulla squadra blu-celeste, probabili formazioni, focus sugli avversari e tanto altro. LCN Warm Up, solo sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport. Io mi sto chiedendo di che cavolo state parlando. Ho visto pochissimo. Stavamo discutendo, torniamo in diretta, su chi vince Sanremo. Dai, facciamo il televoto, no? La giuria popolare. Da casa scriveteci chi secondo voi vince Sanremo. Fra tutti i nomi, insomma, che si fanno. Nel mentre i nostri amici da casa hanno scritto tantissimo. Allora andiamo a recuperare un po' di... Salutami Albino, dove Marrone e Attia. Flagello di Dio. Attis è in panchina. Attis. Stanga inguardabile. Poi io sinceramente Attis lo metterei perché ci manca forse un po' di raccordo lì davanti. Un po' di forza fisica. Posso Sene che alla fine sinceramente è stato molto pasticcione, confusionario. Sperando che non si faccia sbattere fuori 5 minuti ancora, perché... Chi Attis? Sì. Beh, l'abbiamo visto pochissimo. Quei 5 minuti ci aveva entusiasmato. Ma Attisla. Attisla. Il flagello di... Attisla. Carlo der Commissar. La vedo male, a proposito di musica. La vedo male, meglio il Renate che ha cercato con più convinzione la via del gol senza strafare, ma più convinzione. Però non è mai arrivato... Cioè, diciamo sì, che un po' nel finale ci ha provato, ma non ha costruito... Però ha fatto molta più pressione Renate. Renate. Più pressione alla fine. Adesso abbiamo le misure, Giancarlo, e si dovrebbe vedere la mano del mister. Ha già saltato Vercelli per squalifica Attis, sì, assolutamente. Sì, è stato espulso per doppia munizione, quindi a una giornata. Enrico diceva magari ha dato la sveglia Valente negli spogliatoi. Ma Valente secondo me comunque la mano si vede già perché la squadra all'inizio era ordinata e correva tutta come da una squadra. Poi hanno un po' mollato diciamo il colpo perché Renate comunque ha fatto più pressione e a centrocampo 2 contro 3 eravamo un po' in difficoltà. Ripeto, secondo me inserendo magari uno come Attis che può fare più da trequartista che non da terza punta al posto o di Galeando o di Sené, io ci penserei. Adesso non ha cambiato niente, no? Niente, si riparte uguale. Neanche Renate Foschi riparte con gli 11 del primo tempo che comunque avranno concluso diciamo in maniera positiva. Sì, alla fine né Furlan né Nobile hanno dovuto compiere interventi trascendentali. È dovuto stare un po' più attento forse Furlan, ma perché nelle 2 occasioni principali il Lecco alla fine Sené ha sbagliato lo stop e poi ancora Sené e Galeando non hanno tirato, altrimenti lì sì forse Nobile avrebbe dovuto fare qualcosa, se non avrebbe potuto farci niente. Assolutamente.
È cominciato il secondo tempo, vediamo se cambia qualcosa in questa ripresa o meno. Vi aspettate, Massimo, ti aspetti comunque un Lecco che provi a fare di più la partita come ha fatto nella prima parte del primo tempo? Sì, assolutamente, perché come dicevo all'inizio del collegamento bisogna vincere, cioè non bisogna accontentarsi di strappare uno 0-0, bisogna assolutamente vincere, anche perché la Pro Patria ha vinto, quindi mantenendo comunque lo stesso distacco di 11 punti saresti più che tranquillo sulla questione playout, e soprattutto vincendo andresti a -2 da Renate e ti avvicineresti anche alla soglia dei playoff. Poi lì c'è un gruppone di squadre esagerato. Renate che se ne va con Colai, limite dell'area. Bravo Battistini. Vedete quanto pesa Battistini. Sì. Battistini Difensivamente Battistini rispetto a Marrone è una spanna sopra. Marrone ha le doti di leadership e di regia. In coppia infatti erano una bella coppia, però Battistini a livello difensivo è più difficile da saltare di Marrone, anche perché forse è un po' più fisicato, non lo so, ma è un po' più veloce, un po' più di spunto, relativamente anche alla sua stanza, perché Battistini non è esattamente un fuscello. E poi diciamo che abbiamo trovato forse anche per fortuna, oltre a Battistini e Marrone, altri due buoni interpreti che sono, lo diciamo, Martic, che oggi non c'è, e Ferrini. Oggi c'è Stank, che comunque non sta demeritando. Però ecco, quello che è mancato secondo me è appunto davanti un po' di... sbagliano loro il disimpegno. Tienila, potevamo giocare, invece Critta si accontenta della rimessa. Però eravamo in pochi, quindi forse intelligente Marino, bello il cross per Sipos! Bravo, nobile, a salire fin sul dischetto dell'area di rigore. E però sto bravo portiere, perché non tutti i portieri escono fino lì sul centravanti, perché un po' allungando le squadre. se Nobile non usciva, Sipos di testa da lì poteva impensierirlo, e Nobile è stato bravo a uscire sul dischetto. Frigerio perde un brutto pallone. Frigerio, a proposito, avete nominato, si è un po' perso dopo un buon inizio incoraggiante. Sì, ha fatto fatica. Aveva iniziato discretamente, ma già nella partita di settimana scorsa con la Provercelli secondo me aveva fatto una buona partita di sostanza. Un tiro alle stelle aveva iniziato bene e poi si è un po' annacquato. Esposito. Sì, anche oggi bene l'inizio, poi lui e Marino hanno perso un po'. Marino poi si è cavata di più con la tecnica. Frigerio invece è andato un po' più sott'acqua per la difficoltà, perché deve tenere a bada Bonetti, Esposito e Vassallo, sono in due, e con Colai che spesso viene a fare anche addirittura il quarto, lì in mezzo al campo loro sono sotto inferiorità numerica. Anche se adesso Frigerio recupera un buon pallone per Sipos non lo dà laterale, poi però non si sveglia nel darlo a qualche altro compagno, anche se però recupera e salta bene l'uomo, servendo Grassini che poi appoggia Frigerio fallo su di lui. Bravo Sipos a non demordere dopo aver anche perso il pallone, mentre qua Frigerio si tocca il ginocchio sinistro, ma non penso che ci sia nulla di che. No, dovrebbe rialzarsi, vediamo se il centrocampista Luceleste si prende una botta, poi va anche a precipitare, forse sbatte anche contro il giocatore. Quello no, anch'io però ho visto, però è stato più la ginocchiata. Punizione nella metacampo, Renate. La battuta di Marino dentro l'area, Sipos fa partire un campanile, Frigerio ci prova, Sipos, la conclusione alta, Frigerio a terra, non c'è nulla. L'inizio non male, abbastanza propositivi. Vediamo qua. No, Frigerio dà la palla indietro. Ha tenuta bene Frigerio. Poteva fare un po' meglio Sipos qua, però. È andato un po' con col corpo. Sì. Poi c'è Frigerio che rimane a terra perché nel dare la palla indietro il difensore del Renate poi gli ha tirato una trambata in testa. Si rialza, insomma, già diverse botte per Frigerio nella partita di oggi. Nessun cambio, ma l'ha vista la partita del primo tempo valente, si chiede Carlo. Tutto sommato però cambiare subito non lo so se io così invece, necessario. Io invece sì, l'avrei fatto. Perché chi avresti messo? Se ne l'avrei tolto, avrei messo Attis. Sì, forse Attis può essere una mossa. Perché se ne è proprio tanto impegno, però poco costrutto, insomma. È molto pasticcione, confusionario. Ripeto, impegno anche adesso, vedi, si impegna, recupera anche un buon pallone, però vedi, poi guadagna l'angolo però. Ha guadagnato l'angolo, però sì, puntalo l'uomo. Invece di vabbè.
Oh, poi per carità, come sempre. Vediamo se da quest'angolo nasce cosa. Da cosa nasce cosa. Vediamo. Cosa. Battistini, dai. Marino sul punto di battuta. Frenino stanga Battistini con Ferrini che parte da fuori area, se neanche lui da fuori area. Ferrini per andare in corsa, parte la battuta, basta. Mamma mia come è battuto male però, male ragazzi. Proprio sprecato. Sì. Ma come l'impressione che Marino alla fine non sia tanto nelle sue corde il calcio piazzato, ma forse è l'unico che ha un po' di piede oltre a Critta. Sì, perché per adesso non stiamo facendo bene dai calci piazzati, bisognerebbe sfruttarli molto molto meglio. Ma come tirare da fuori? Non tiriamo. Sì, posso, la spizzata per Senè che poi fa una roba strana. Con un infatti sombrero assolutamente involontario. Ferrini non perde palla, pollissimo Ferrini. Il primo giallo. Sì, perché ha fermato la palla con la mano per evitare il contropiede. Ma lì dalla via subito sta palla. Una partita corretta. No, però non era fallo. Sì, con la mano. Sì, non con la mano. Fallo, quello di... Sì, non era, io pensavo fosse fallo su Ferrini. Una brutta palla, anche perché c'aveva Critta esatto. a sinistra, aveva lo scarico. Bastava darla a scaricarla a qualcuno, invece sai cosa, forse lui si è un po' sbilanciato, lasciandogli il pallone si è un po' sbilanciato, a quel punto ha provato a cercare il fallo, ma tanto Critta manca il pallone, quindi riesce Renate a farsi vedere con Colai che col tacco cerca la deviazione ma non la trova, quindi rimessa laterale blu-celeste con Critta, anzi con Ferrini. Sì, Ferrini forse uno dei pochi errori che gli ho visto finora da quando è qua. Positivo anche lui, oltre a Marino forse il più positivo degli anche Martic, degli acquisti. In attesa dei nuovissimi. Critta intanto in recupero su Mastro Monaco, bravissimo a contenerlo e a trovare la rimessa dal fondo con Mastro Monaco. Rimane a terra anche Mastro Monaco. Ma non c'era niente. Non credo che ci sia niente di... Anzi, è più Mastro Monaco che va a strattonare Critta, poi si finisce a terra come se l'avesse colpito un macete. Cioè, decapitato. Sì, è finito a terra stramazzato, moribondo, ma non c'è nulla. Allora, ciao Gianluca che ci saluta. Oggi mi sembra una squadra più compatta, bisogna vincere. Sì, no, compattezza c'è, perché non abbiamo rischiato molto, al di là di una buona fase poi a fine primo tempo del Renate. Manchiamo di un po' di qualità dalla tre quarti in su, ecco, diciamo, nell'ultima fase. Idee. Siamo un po'... No, anche perché sono andati via tutti i giocatori che avevano un po' di i Tordini, eccetera, quelli che avevano sulla carta un po' più diestro, no? Anche qua Senè doveva solamente allargare a Grassini invece regala il pallone agli avversari. Manchiamo lucidità e idee lì davanti. Per quello che Attis, per come è entrato 2 settimane fa, io me lo giocherei. Chi? Attis. Ecco, 2 settimane fa è entrato benissimo. Sì, è entrato bene. Peccato poi per la doppia munizione. Sì, aveva fatto un paio di ingenuità. È Buona, stato qua ottimo recupero di Grassini. No, ma no. Fuori gioco? Fallo? Credo fallo. Ci chiedono chi è Marino, ci chiede un nostro amico da casa. Marino Mallo. Marino l'abbiamo preso dal Trapani, no? Sì. Quindi... Sì. Ha giocato nel Trapani, ha giocato a Foggia, Scuola Lazio, passaggi anche a Fidelisandria, Piacenza. Sì, diciamo che è un giocatore di Lotito, perché è partito dalla Salernitana, poi è passato alla Lazio. Lo ha un po' mosso fra le sue squadre, poi insomma, le ultime esperienze tra Foggia e Trapani prima di arrivare a Lecco. Altro fischio un po' generoso in favore di Plescia, punizione interessante, non mi sembra che ci fosse questo gran fallo. 55esimo, è successo un po' pochino in questa ripresa, a dire il vero, non benissimo per adesso. Dopo un inizio incoraggiante siamo un po' spenti. C'è stato quel cross dentro per Sipos che ha fatto lavorare Nobile, ma poi... Diciamo che per adesso però non stiamo vedendo quel cambio di passo che ci aspettavamo. Non c'è salto di qualità. Non c'è salto di qualità che a secondo cambio di allenatore ti aspetti e non arriva. Diciamo comunque fatica ancora. Attenzione adesso invece la punizione. Poco gioco. Mastro Monaco e Ghezzi dalla tre quarti mancina. Il tocco per Ghezzi che poi va addirittura alla conclusione, mangiata da un difensore del Lecco.
poi non rilanciamo, c'è triplo fuorigioco, ma il quarto giocatore no, quindi si prosegue, anche se sono costretti a uscire dall'area. Ci prova a sfondare Ghezzi, buona la guardia della retroguardia blu celeste, che poi non trova la rimessa laterale, che quindi sarà ancora del Renate con Riviera, anzi scusate, lascia la palla al compagno, non si vedeva nell'inquadratura. Palla al centro, siamo nella metà campo blu celeste. Siamo molto bassi, un po' schiacciati, Come è finito il primo tempo stiamo proseguendo questo secondo, a parte i primi 2-3 minuti. Si va sulla sinistra con Ghezzi che si accentra, buona la guardia di Grassini questa volta, che non lo molla, anche se poi loro con un triangolo riescono comunque ad andare al cross. Furlan si fa quasi sorprendere dalla traiettoria ed è costretto a mettere in angolo dalla palla che sta finendo sotto il trasversale. Furlan mi è sembrato un pochino colto di sorpresa, forse una deviazione, c'è stata la deviazione sul cross. Chi è andato a crossare? Ghezzi mi pare, che poi ha trovato una deviazione del giocatore Lecco che ha fatto indirizzare la sfera verso la porta difesa da Furlan, che è stato bravo ad alzare sopra la traversa. Adesso ancora palla dentro, Battistini di testa alleggerisce, però non libera, se ne in qualche maniera disturba i giocatori del Renate, che poi si impappinano. Lancialo, no, non riusciamo a lanciare Sene che era solo con un uomo sulla linea dell'area di rigore, e poi addirittura fallo ancora per il Renate. Pasticcione. Stiamo un pochino scendendo di tono ora, Adesso Renate cambi. Renate al pallino adesso. Almeno 3 cambi da fare subito. Galeando e Sene non esistono, e anche a centrocampo stiamo faticando e Grassini non regge. Io metterei subito Attis e Di Dio, giusto per rilanciare un po' ma Di Dio l'intenzione dei celesti. Attila Flagello Di Dio. Attis Di Dio. Attis là Flagello Dio. e facciamo una frase intera. Allora, c'era Flagello. Attis serve adesso. Flagello c'era. È una mossa quasi obbligata. Anche per dare un po' di fisicità in mezzo, una scossa. Questa volta si va al cross dentro, la palla ribattuta, però c'è il Renate fuori area, la conclusione che viene deviata dalla schiena di Stanga, mi pare, alta sopra la traversa. Era Esposito che era andato a conclusione, si mette le mani sulla testa rasata, cioè capelli corti. Palla fuori, vediamo Esposito che va indirizzato bene, sì, non Stanga ma un giocatore al limite dell'area. Con la schiena alza Mastro Monaco dalla destra adesso per un altro angolo. Quanto siamo? Ma saremo 8-9 angoli ormai. Ero arrivato a 5, forse abbiamo calciati già 2-3 adesso. Questo è almeno il terzo degli ultimi minuti. Mastro Monaco mette fuori in rimessa laterale. Rimane lì in zona d'attacco Renate, ai. Ora soffriamo. Sì, brutta fase questa. Eravamo partiti bene. Poi abbiamo mollato subito. Poi abbiamo mollato subito, è durata davvero un paio di minuti. Ma in questa fase sono necessari cambi. Serve ossigeno. Secondo me adesso i 3 davanti, o Sene o Galeando va... Palla che filtra dentro l'area di rigore, ancora messa fuori, c'è una deviazione ancora con la schiena di un giocatore dell'Ecco, poi Critta rilancia lontano, il più lontano possibile, anche se non ci sono giocatori blu celesti. Vediamo se va via il contropiede, no, se la cava la difesa del Renate. Allora errorissimo del portiere Nobile. Sipos che va a dar fastidio. Che poi guadagna all'angolo. Bravo Sipos. Seguiamo il corner qui con la furbata di Sipos che però prima aveva già pressato Auriletto. Che riemerge che ha dato un pallone brutto dietro a Nobile, e Sipos a quel punto... Ma non ho capito. Che proprio giocata tecnica sbagliata. Perché Nobile non poteva prendere con le braccia. Quindi va a calciare ma la svirgola. Non poteva prendere con le mani e quindi... E Sipos riemerge dalla dimensione parallela in cui era finito negli ultimi... Mezz'ora. Critta dentro, messa fuori la palla, se ne la tiene in qualche maniera. Non riusciamo mai a essere... Battistini. Posizione di ala, Battistini se ne va, prova a mettere il cross, la rimessa laterale. La rimessa però, bravo. È stata la prima volta che sulla destra un giocatore ha lasciato lì l'uomo, cioè è stato Battistini e non Grassini. Battistini ha fatto quello che Grassini dovrebbe fare ogni volta e non fa mai. Positivo sotto tutti i punti di vista il rientro di Battistini. Sì. Decisamente. A parte quella mezza indecisione, ma che non ha portato per fortuna danni. Se ne è servito dentro l'area, se ne è la conclusione! Mezza deviata, finisce addirittura dalla parte opposta. È stato molto bravo. Poi attenzione, Ferrini, bravo, lucido a servire Marino di testa. Poi Critta, dai, approfittiamo del momento. Critta che sbaglia per il controllo.
Ancora. Rallentiamo. Marino per Critta ancora, vai, corri. Cosa fa? Una roba brutta, difficile. Andiamo in pubblicità, andiamo subito. Per l'automazione industriale affidati a Rama Fluid Parker Store. Certificati Parker Hydraulics. Siamo specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Realizziamo tubi a bassa e ad alta pressione collaudati fino a 2000 bar. Progettazione e revamping centraline oleodinamiche e servizi completi come pulizia oli idraulici e ricambistica industriale. Rama Fluid Parker Store in via Marconi 15 a Oggiano, Lecco. Visita il sito www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile nell'automazione industriale. Sì. No, sì, vai. Galeandolo se ne va, lascia Sipos potrebbe entrare in area, viene fermato, però dalla sta palla. Però anche Sipos quando Grassini riesce a coprire. Ragazzi, palla dentro, Sipos stacca Nobile, riesce. Bravo Nobile. No. Sipos li doveva allargare. E la scelta non è mai di Sipos quella. Oppure vai al tiro se tira, provaci. Comunque sei al limite dell'area. Perché aveva due uomini davanti. Andare avanti era inutile. Però ecco, adesso abbiamo ributtato la testa fuori. Sì. Adesso bene. Ultima fase, diciamo. Sì, non mi pare, vediamo. No, non mi pare di vedere i giocatori in fase di cambio, sinceramente. Sono ancora tutti a scaldarsi. Per ora restiamo così. Renate che torna nella metacampo blu-celeste con Esposito largo per Ghezzi prova a liberarsi di Grassini, i due vanno alla sfida sulla velocità, Grassini tackle in rimessa laterale, c'è forse no, solo rimessa laterale, sì, stavano discutendo Grassini e Ghezzi. Rimessa laterale all'altezza dell'area di rigore, praticamente pochi metri prima del calcio d'angolo. Servizio verso la linea di fondo, Sené tocca in calcio d'angolo? No, fallo di fondo, bravo Sené, probabilmente a trovare la deviazione di un giocatore del Renate, mentre Furlan va alla battuta, ma c'è in area di rigore Plescia che non lo fa battere, quindi attende la salita di tutti i compagni, si andrà al lancio lungo, si torna alla scelta del lancio lungo per Furlan, dove c'è Sipos che di testa la spizza per Galeandro, di un soffio non arriva il controllo. Dai, qui invece no, non c'è il recupero, Critta non si avvede. Però in ripartenza stiamo avendo qualche finestra che si apre, dovremmo riuscire a sfruttarla meglio, mannaggia. Forse sta però un po' animando la partita, adesso però è ora di cambiare, sta per entrare chi? Attis? Si vede qualcuno là in fondo che sembra proprio essere Attis. Il numero 10 mi sembra di aver visto, poi anche la fisionomia. Qui invece il Renate che va a sparacchiare in area un pallone, buttato là, poi noi non lo gestiamo, dovevamo gestirlo meglio, eravamo soli. Invece no, Mastro Monaco dalla destra, dietro per Esposito, Sipos lo pressa, si torna da Auriletto, poi il tocco per Bonetti, poi lascia Ghezzi, cross dentro, non si fida Ferrini a lasciare a Furlan, quindi la rispedisce sui piedi dei difensori del Renate. Qui Ferrini forse poteva lasciarla dietro a Furlan. Il ritmo non è comunque altissimo, No, però c'è l'impressione che se noi mettiamo la testa fuori qualche pertugio lo troviamo. Intanto Frigerio con il fisico, bravo. Poi il tocco per Galeandro che deve darla subito via, subisce però una carica, questa volta c'è anche il giallo addirittura per Colai. Sì, forse perché era in ripartenza. Però Galeandro effettivamente qualche sprazzo ce l'ha. Sì, no, ma... Boh. Vediamo adesso. Cambia adesso, eh? Sì. C'è il tabellone, vedo che si illumina. Vediamo se... Doppio cambio. Doppio cambio? Sì, due giocatori che si avvicinano. Tanto due palloni, 3 palloni in campo e due giocatori. Di Dio Potrebbe essere. Potrebbe cambiare tutte e due, sia Sené che... sì. Anche se non penso che avverrà adesso il cambio. Infatti batte la punizione Battistini. Critta mette giù il pallone col petto.
cerca un giocatore per dialogare e poi va per vie centrali da solo, se ne va a Critta, bello il tocco per Marino che cerca di ridargli col tacco, bella l'idea, non riuscita. Frigerio recupera, Frigerio non butta il loro fanno pallone, molta densità con le Galeandro, due linee molto però Critta l'aveva spaccata e Marino se riusciva a ridargliela di tacco. Tanto Rancio su Sipos che disturba gli avversari, ne approfitta Frigerio che palleggia servendo Critta per Galeando, il tocco per Sipos, girala male, la gira male per Grassini, profonda, Ferrini tiene a bada, Plescia, Marino, adesso siamo risaliti, poi fallo su Marino, forse adesso i cambi, e ora sarà tempo di cambio, adesso andiamo a vedere anche chi. Noi diamo come l'impressione che loro giocano, ma noi se diamo possiamo essere più... Secondo me mancano anche un po' di fiducia, perché alla fine Galeando, Sipos, Critta, Marino non dialogano male. No, assolutamente. Vediamo cambi. Sì. Attis, Galeando. Attis e Di Dio. Attis per Galeando. Attis per Galeando. E Di Dio per... Se ne è, veniamo. No, per Grassini, quindi si va all'offensiva. Di Dio per Grassini. Mentre anche loro cambieranno, 24 Boccalon. Sull'esterno sei più offensivo, rinforzi un po' da centrocampo in su. Anche se Di Dio lo sto vedendo andare verso il centro. No, però dai. No, solo per la punizione. Sì, diciamo che... Plescia Boccalon. Aumentiamo il carico offensivo. Aumentiamo il carico offensivo. Sì, anche di centimetri, se vogliamo, per i calci piazzati, no? Con Attis. Sì, comunque... Sono d'accordo con questa doppia mossa. Sì, anch'io. Attenzione però a Boccalon, loro mettono dentro un altro Boccalon per Plescia. Ne approfittiamo, andiamo in pausa, torniamo subito. Chi va alla ricerca della purezza. Chi va d'accordo con il pianeta. Chi va oltre il solito fondente. Chi va al cuore del cacao. Vanini, nel cuore del cacao. Rientriamo anche Vassallo, mi hai detto che è uscito? Per Calì. Calì non è un centravanti che abbiamo già incrociato. Può essere, non mi ricordo. Io un Calì me lo ricordo. Andiamo a vedere. Dai Critta. Vassallo è centrocampista centrale. Parte Critta, punizione da 3 quarti mancina, la palla in area, svetta il giocatore del Renate, poi però riesce a tenere la palla, ecco, ma è una telefonata a Nobile. Nulla più. 67esimo, latitano un po' comunque le occasioni da gol nel secondo tempo, perché sto riguardando un po' quegli appunti che ho preso, ma... No, occasioni da gol 0. Occasioni da gol... Primo tempo ne abbiamo avute 2. Sì, 2. 1,5, 2. Secondo tempo nulla, anche se adesso è un momento favorevole. Loro poco, perché quei due mezzi molto tentativi di autorete nostri. Ma molto sterili Renate. Gli ultimi 10 minuti comunque siamo saliti molto di condizione. Adesso vediamo se i due subentranti fanno la differenza. Diciamo, ecco, che possiamo considerare una mezza occasione quel tentativo di tiro di Sené che si è un po' alzato, no? Sì, è vero anche. Al 60esimo. Sì. Sorta di mezzo pallonetto, però uscito. Però, insomma... Negli ultimi minuti quantomeno siamo tornati con costanza dalle parti di Nobile, quindi a farci vedere nell'area di rigore del Renate. Renate ancora sono 7 quarti con Mastro Monaco, palla su Boccalon che è uscito per prendere lo scambio. Bravo qui Critta. Critta è bravo a recuperare, poi è un po' chiuso, deve cercare forse la deviazione, non la trova ma trova Attis che lo riserve, alla fine sì, Critta adesso può lanciare, bene per Sipos che appoggia Sené per Frigerio, buona l'uscita blu celeste con Attis che non riesce in un primo impatto ad uscire, ma poi alla fine serve Frigerio che a campo in verticale, Frigerio può andare, Frigerio va alla conclusione di poco lato, che bella, deviata. Parata dall'arbitro. Dal portiere, scusate. Dice, ci tanto pure che ci parino i tiri e siamo a posto. Dal portiere. Però bravo Frigerio qua. Bellissima conclusione, perché è andata via dritto per dritto come una catapulta.
Tra poco ce la faranno rivedere dopo. Nobile, seguiamo il corner. smanaccia. Eccola, no, subito. Ecco ancora. Dai 25 metri abbondanti. Fa stato molto paratona di Nobile. Saliamo anche nel conto dei corner, 5. Marino. Dai. A Marino Mallo dall'angolo. Sei tu a Marino? Sì, sono io. Grazie Mari. Va la battuta. Mamma, ma chi ha tirato ancora? A Marino Mallo. Marino. Male però Marino. Attenzione ancora. Fotocopia di quello di prima che aveva già calciato malissimo. No, addirittura peggio questo. Basso, corto. Io proverei a mettere critta la battuta di sì, la tiri ad uscire, ma va bene uguale, nel senso. Foschi manda qualcun altro, anzi a togliere la pettorina e sta per entrare, non sappiamo chi, non abbiamo visto. Tanto qui se ne combatte ma non guadagna la rimessa, riesce a Renate a gestire la palla anche se male, perché alla fine la regala ai blucelesti con Di Dio che guadagnano il fallo. Sempre meglio male. No, niente fallo per Marino che viene abbattuto e qui invece lo fischierai, sì. Qui arriva il giallo, ragazzi, per? Credo Stanga. Sì, Stanga. Secondo ammonito nelle file del Lecco, loro non mi sembra che abbiano avuto ammoniti. Noi Ferrini e Stanga per adesso. Diffidati chi abbiamo? Solo Marrone? Stanga era diffidato, anche, quindi salta la prossima. Sì. Che però vabbè, è il minore dei mali. Sì, assolutamente, perché se poi è stato a riposo Marrone. Eccolo la sostituzione del Renate, perché esce Bonetti ed entra Del Carro. Ah, Del Carro, uno dei fratelli del Caravaggio. Uno dei fratelli, scusa? Erano quelli del Caravaggio, i due fratelli del Carro, essere. che piacevano tanto ai tempi a Di Nunno, no? No, ci piacevano tanto, a me piaceva Del Carro. Sì, piacevano a Giacomo, sì, anche a Giacomo Ricci. Sì. Quando, spesso volentieri, non so perché a Caravaggio c'era spesso, ma Giacomo. Beh sì, le tante sortite che abbiamo fatto nella Bergamasca, che si facevano nella Bergamasca in quegli anni. Ricordo lo stadio della Cremonese in cui giocava il Caravaggio, perché era grigio-rosso praticamente. Gioco fermo, c'è una rimessa rimessa laterale in fase difensiva. Di Dio sembra andarsi a incaricare della battuta. No, riusciamo però a salire, anzi Renate che recupera sulla tre quarti, poi intervento in qualche maniera ancora di Stang che serve Sipos per Attis, la palla dietro, si combatte, alla fine Di Dio se ne va. Perché? Cosa? Perché? Fallo. Ma a chi? Non lo so, fallo però in favore del Renate. Boh, mistero misterioso. Anche perché stavamo ripartendo bene. Sì. Alto cambio intanto. Nostro? Sì. Di Gesù. Dopo Di Dio, di Gesù. Del Carro di Gesù. Continuiamo a sperare in un intervento divino per sbloccare questa partita. Nel senso divino o divino? Chi esce adesso? Di Dio. Attenzione a Renate però, dalla sinistra, mette cross basso, Attis lontano più che può, nel nulla però delle maglie blu celesti, oggi bianche tra l'altro. 74esimo, Lecco che da sempre l'impressione di poter fare qualcosa ma alla fine non... Perché ci siamo ancora abbassati un pochino ora, abbiamo perso un po' di ritmo. Dai che Sam scriveva Giancarlo poco fa. Sì, ma anche qui Marino, perché invece di darla ai tre dietro ha fatto questa cosa qua? Denis, credo stia dicendo a te, Stefano, non urlare così che mi fai andare il cuore in gola. Ragazzi. Eccolo qua, fuori Esce Marino. Fuori Marino. Fuori Marino per Di Gesù. Strano. Cambia un po' così. Un cambio naif di Valente con Marino che era l'unico, forse stanco perché era l'unico con un po' di regia lì in mezzo. Alla fine sceglie la gamba, i muscoli. Sì, sta cercando un po' di... Con tutto che Di Gesù non è che sia proprio esattamente un mediano. Più che altro... Rilancio profondo. Dinamismo sì, ma un po' leggerino sta sembrando in questa sua stagione. Sì, anche lui ha avuto problemi fisici, non ha mai avuto continuità. Ha fatto vedere dei buoni sprazzi, ma un po' poco. Speriamo che arrivando Pasqua. Ma e dici si risveglia.
rilancio della retroguardia blucelesti in rimessa laterale. Guadagniamo quantomeno rugbisticamente Una campo, touche. ci rialziamo. Sì, dobbiamo farci schiacciare in quest'ultimo quarto d'ora, come è avvenuto nel primo tempo. Renate che gira palla sulla destra. Guarda come aspettiamo bassi ora. Arriva Critta in copertura. Mastro Monaco cerca di liberare il cross e Rimessa, Critta no. mette in rimessa laterale. Rimessa, sì. O no? No, corner. Corner. Sì. Mi sembrava infatti, perché la palla aveva passato la bandierina. 8-5 dovrebbe essere il conto dei corner, se non li ho persi. Sì, 8-5. Dai che manca un quarto d'ora. Mastro Monaco la battuta messa fuori da Sipos, appostato sul primo palo. Non dormiamo, Ferrini va al rilancio dopo aver rischiato di perdere il pallone, ma gli torna ancora Renate in possesso, sempre qui sulla destra, sempre Mastro Monaco. Bravo. In qualche maniera Ferrini allontana, se ne però in ritardo. Vai, devi crederci su quella palla. Riconquista sfera a centrocampo nero-azzurro, poi la deviazione in rimessa laterale. Non riusciamo più a uscire dalla nostra tre quarti. No, partita di Frigerio comunque generosa, è uno dei migliori secondo me. Beh, alla fine poi riassumendo è la conclusione più pericolosa della partita. Sì. Assolutamente. Bene. Buona notizia che Frigerio buona notizia che Frigerio torni a livelli anche fisici. No, assolutamente, sono d'accordo. Può essere un lusso per la categoria. Bene, Frigerio ancora qui. Poi Sipos, no, non devi fare queste cose. In uscita perde palla. E poi Renate per fortuna la butta sul fondo. Ma Sipos aveva tutto il campo aperto e si è andato a spalmare sul difensore. No. Forse adesso potrebbe essere il momento di Christoffersen, come cavolo si chiama? Al posto di Sené? No, di Sipos. Ah, di Sipos, scusami. Sì, Sipos. Però prendendo questi giocatori che, chiudendo di fatto qua il mercato, non abbiamo preso seconde punte, se vogliamo, no? Siamo un po' carenti. Beh, forse Anderson potrebbe farla. Dici, però è più difensore lui. Sono andato a guardarmi ieri il suo profilo. Lui ha fatto anche il difensore centrale. Addirittura? Sì. Io l'ho visto come trequartista, mezzala. Magari ti confondi con Felipe Anderson. Con il più famoso Felipe Anderson. Attenzione che la regia si riperde il pallone. Ma magari fosse stato lui. Sené può fare la seconda punta se giochi due. Sì, può fare. Però, però è l'unico che abbiamo. Galeandro, però. Galeandro, sì. Tende sempre a defilarsi sull'esterno. Sì. E a defilarsi un po' purtroppo dal gioco, anche perché poi sta facendo fatica. Anche oggi pare di poter dire non buonissima la sua partita. Sì, diciamo che non abbiamo comprato ancora una punta da 10 gol all'anno. Se hai Sipos che è il tuo miglior marcatore, cioè lui il bomber. E fine lì però. Finisce lì, gol facciamo fatica a fare. Frigerio no, c'è fallo. Sì, l'alternativa sì, è che però continua a fischiare falli a centrocampo a loro. Cioè adesso. Dai, non sarà mica fallo questo. Ci siamo spenti ormai, neanche gli ingressi hanno dato una mano. Intanto qui Stanga, Frigerio, sì, esatto. Rischio in uscita, però Attis mette ordine. Sia Attis che Di Dio per ora... non hanno avuto molti modi. Sì, è anche vero quello. Allora andiamo in pausa, poi seguiamo il finale di partita. Se state cercando soluzioni per arredare il bagno, scegliere un nuovo climatizzatore, una caldaia, una pompa di calore o un impianto ad aria, affidatevi a Super Sama Store di Lecco. Nei nostri showroom potrete esplorare prodotti dei migliori brand e con il supporto di tecnici esperti e professionali trovare la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Super Sama Store vi aspetta dal lunedì al sabato in via Achille Grandi 24 a Lecco. Oppure visitate il sito www.supersamastore.it per i vostri acquisti online. Attis che si è liberato bene al tiro, poi ha fatto partire una conclusione inutile praticamente, perché non cerca deviazioni, non impegna il portiere. Nobile che va alla battuta sull'esterno sinistro, Bocalon mette giù, ma arriva in copertura di Dio, che rischia di perdere il pallone, alla fine lo perde. C'è però rimessa laterale per, vediamo per chi, perché non ho ben capito, per i blucelesti. Non si vede molto fin là in fondo.
In teoria potrebbe, non so, vorrei chiedere anche a Fausto, che lui l'ha fatto per anni, se esiste lo zoom quando inquadri. Esiste, sì. No, per avvicinare un po' le zone, perché là a 8 km di distanza, ma la telecamera è una fissa che gira neanche di 180 gradi, perché a volte si perde. Zoom su una rimessa laterale, ottimo. Non vorrei sbagliare, ma nel primo tempo hanno cambiato la telecamera principale con un'altra telecamera. Sì, anche me, si vede un po' meglio, infatti. Infatti questa che poi ogni tanto si perde, non so se hanno cambiato anche il cameraman con la telecamera. Gli angoli, una volta noi perdevamo gli angoli perché era impossibile inquadrarli, dato che c'era o la gente o i pali o le costruzioni. No, se ne si è perso. Scusa Fausto, se speravo in cinema. No, sì, ho il ginato, a parte il ginato. Lì non era Olginate lì non era radiocronaca, erano intuisci cronache, perché e non solo lì. Tanto un fallo, immancabile fallo a centrocampo per il Renate, proprio ormai è matematico che quando si passa di lì c'è un fischio per il Renate. Calì. Poi quando andavo in certi campi non so come mai nessuno è stato mai folgorato a Mapello si rischiava parecchio. Sì, ma anche a Ligorna, non so, ci siamo attaccati al frigo bar con dentro i gelati del bar. Vabbè, io ricordo anche di richieste alla maglia al numero 9 del calcio ecco 1910, non della maglietta, ma si ci andava a attaccare la spina negli spogliatoi. Un buon toro di scivate. Oppure tribunette da 2 gradoni in controluce. Tipo cos'è abbonate? Altri tempi. Era abbonate, no. C'è 2 gradoni in controluce oltretutto. Altri tempi, non diciamo bei tempi perché sono gradevoli, ma anche no. E però sai, dal punto di vista calcistico. Tra virgolette, in teoria in quegli anni lì c'era il sogno di tornare, no? Oggi invece c'è l'incubo di tornare. È anche vero che comunque vedevamo cose a volte migliori di quelle che abbiamo visto negli ultimi anni. Giocatori che abbiamo visto. I giocatori che abbiamo visto in Serie D anche con Pizzozzo e poi con Dino, no, ma penso che non ne abbiamo neanche uno. Hai visto Franza e Cardinio che è qua. Hai visto, ma anche a centrocampo abbiamo avuto Baldo, i Baldo. Adesso non stiamo lì aspetta, Buonopunto. Bosco Cane. Qualità di Buonopunto non l'abbiamo più vista dopo, più o meno. Ma tanti, anche Pedrocchi nel suo essere comunque ormai in difficoltà fisiche. A proposito di gente che tirava da fuori area, Baldo e Pedrocchi. Carisma, come dice sempre Fabio quando è qua in cronaca, carisma di Baldo. Avercelo una guida così a centrocampo oggi. Ci prova Renate, ma cos'è qua fuori gioco? Anche se Atti si aveva messo giù un ottimo pallone per partire in contropiede. Vabbè, lo stesso Capogna, Capogna. Ragazzi, Capogna, Lisai, Danna davanti? Danna che giocatore. Beh, anche Lisai che sembrava tanto poco, invece era un bel motore. Segato a centrocampo. E poi avevamo la squadra della promozione. Lella come vice Capogna, cioè scusate. Lella che adesso è 2 Lella. Sì, è 3 Lella. Una gamba di Lella è Capogna praticamente adesso. No, proprio il Capogna, ragazzi, avere quella qualità lì in attacco. Un gran peccato per Moleri. Sì. Peccato per Moleri, sì. Perché lui era davvero... a quest'ora Moleri sarebbe stato probabilmente lì con la fascia di capitano. Sì, ma se fosse stato ancora qua non in Serie A. Sì, può essere. Sì, aveva una grinta che... Guarda la strada che ha fatto Masini, insomma. Ma grinta è tecnica, perché Moleri poi non era scasso. No, assolutamente. No. Allora, aveva qualche più temperamento rispetto a Masini. Era un Barella con un po' più di cervello. Perché Barella a volte smatta come un... Ma Moleri non l'ho mai visto, cioè ogni tanto però non l'ho mai visto perdere la testa. Ma Moleri era uno che ci metteva tanto fisico, tanta combattimento, tanta foga, ma poi non faceva le sceneggiate di Barella. Ecco. Dai Attis, bravo, dai, torna dopo aver sbagliato, devi metterci il fisico, ce l'hai, devi andare con un po' di convinzione su quelle palle. Se n'è sballottato fra i suoi centrali. No. Ma dai, ma come fai a fischiare sto fallo? Era riuscito con un flipper incredibile a servire. Ma scusa, ma il difensore centrale che butta Sené addosso al compagno e fallo di Sené. Cioè, guarda, è stato il 21 Riviera che ha spinto Sené alle spalle, che è andato a sbattere sul giocatore Renate e ha fischiato fallo a Sené.
Ma da qua possiamo andare avanti 50 volte lì che ci fischia sempre un qualcosa. Comunque questa è diventata una partita che la gioca avanti fino all'806esimo, finisce 0-0 secondo me. E ci sarà sempre comunque un fallo per il Renate a centrocampo. È veramente molto molto difficile a questo punto. Sì, bisogna stare attenti lì dietro. Adesso Boccalon, il rimorchio e la rete del Renate. Incredibile del Renate, vabbè. Beh, incredibile. No, dico incredibile all'85esimo. Che ha anche 14. Che a 14 ne è entrato Calì. E niente, ancora notte fonda, ragazzi. Ce li siamo portati in area di rigore e abbiamo pagato. Vorrei vedere che forse c'è stato, diciamo tra virgolette, l'errore nel non seguire Calì. Vediamo, questo è Battistini che tiene a bada e nessuno su Calì. Chi è stato a giocare il pallone sul fondo? Boccalon. Battistini lo tiene a bada, Boccalon riesce comunque a servire dietro Calì che corre nelle praterie dell'area di rigore bluceleste. Boccalon che chiede ai tifosi del Renate di farsi sentire, i tifosi del Renate che non ci sono, ovviamente non rispondono. Mazzata qua, ragazzi. Però d'altra parte è troppo poco, soprattutto dopo che sono entrati in campo Di Dio, Attis, cioè nessun cambio di passo, zero, niente di niente. Seneca ancora viene sballottato fra due difensori, poi alla fine Frigerio, il pallone è dentro, ma non c'è nessuno. Doccia gelata, ragazzi, doccia gelata. A 5 dalla fine più recupero, ma non stavamo dando segnali. Sì, l'unica sveglia è stata il tiro di Frigerio, ma è stata una sveglia in cui abbiamo schiacciato lo snooze, ma per sbaglio abbiamo spento la sveglia. Secondo tempo veramente insufficiente del Lecco, niente di niente. Fallo su Attis. Dai, cerchiamo di andare a recuperarla. C'è il tempo, ci sarebbe. Come si fa a farsi prendere un gol del genere, Denis? Si vince una e poi si ritorna a perdere, Carlo. Vincere? Sì. Sì, abbiamo vinto. Torna a vincere una e poi tutta la stagione così. Di Gesù, slalomeggia, dritta, dietro, per Ferrini che attende, ma deve arretrare. Si chiude. Su Battistini sì, adesso si chiuderà ancora di più ovviamente. L'1-0 di Foschi. Sì. Il nulla, un lampo e finisce la partita. Ferrini riesce ad andarsene sulla sinistra, il tocco per Creta, lungo, ma non sai fare le cose semplici, perché provi quelle difficili? Fai le cose semplici che non ti riescono neanche quelle. Ha provato uno scavetto sull'esterno per la corsa di Creta, ma serve il compagno vicino. E gol confezionato da due ingressi dalla panchina di Foschi, Boccalon per Calì. Mentre i nostri non hanno inciso. No, non hanno inciso. D'altra parte, ragazzi, loro hanno Boccalon come centravanti di riserva. Noi abbiamo un parvenu che non sappiamo manco che ruolo abbia. Christoffersen. Attenzione, errore di Critta, se ne va. Il Renate entra in area dalla sinistra. Buona la copertura di Ferrini che però concede il un altro meno peggio angolo. dietro adesso in questa fase. Dietro sì, il problema è che poi tutti sbagliano davanti. Ho capito un po' poco il cambio di Marino, sinceramente, perché abbiamo perso completamente il controllo del centrocampo. Ha provato una cosa che evidentemente non ha funzionato. Ma il problema è che non è che fai un cambio fai il cambio con Di Gesù. Sì, ok, però se avessi avuto Galli in panchina, ok. Mettevi Galli, provavi a mettere in cassaforte, ma Di Gesù, insomma, non sa neanche lui che ruolo ha. Battuta corta, Calì cerca la difesa del calcio d'angolo, poi se la butta fuori da solo. Nostra. Non ci sarà, penso, neanche molto recupero perché... si è giocato parecchio, al netto dei cambi... Penso che più di 3 minuti non penso che vada a dare più di 3 minuti. Ferrini che intanto discute col... Ecco Christoffersen. Christoffersen per Sené. E anche Anderson. E Anderson per... Dentro i nuovi. Frigerio. Che quindi andrà a fare il centrocampista. Anderson. Mossa disperata. Chi è uscito per Anderson? Grassini? Frigerio. E per Christoffersen? Sené. Attenzione,
non riusciamo a gestire la palla su questa rimessa laterale, la riconquista Renate, e poi Battistini fallo su di lui. Poi c'è un altro discorso anche, comunque abbiamo cambiato talmente tanto adesso che hai bisogno comunque di tempo per... e tempo non ce l'abbiamo. Tempo non c'è, esatto. E chiaramente l'altra faccia della medaglia di quando a gennaio vai come l'anno scorso a cambiare tutto. A fare la rivoluzione. Giusto o sbagliato che fosse fare la rivoluzione, Sì, quest'anno sicuramente è più giusto dell'anno scorso. L'anno scorso la rivoluzione è stato un errore clamoroso. Anzi, l'anno scorso era già iniziata a dicembre e quest'anno invece abbiamo addirittura aspettato troppo perché siamo già a metà febbraio. E hai aspettato troppo anche per cambiare. Dai, 4 minuti, dai. Per cambiare allenatore soprattutto. Sì. Come l'anno scorso, tra l'altro, quello. Io sono convinto che con Malgratti un paio di mesi prima forse qualcosina in meglio potremmo fare. Però vabbè. Anzi, senza cambiarlo addirittura. Però fa niente, non dimestiamo certi discorsi. Ormai è passato. Sì, infatti. Didio, che Didio questa volta non ha avuto un grande ingresso. Non si è mai visto. Anzi, gestiamo male ancora anche questa rimessa. Poi un batti e ribatti. Frigerio Di Gesù riesce a uscire vincitore. Palla bella per Anderson. Anzi, per Attis che prova a lanciarsi. Non riesce però a sfondare. Poi rimessa laterale per i blucelesti sul rilancio della retroguardia. Didio, anzi Stanga, che va a cercare i compagni sulla destra. Anderson, vediamo, prova la deviazione? No, niente. Rimessa al fondo. Niente da fare. Primo minuto se n'è andato e non è successo nulla. È durissimo, non ci voleva quel gol. Quel gol ci ha segato le gambe. E non riusciamo neanche a gestire poi questo tipo di partita in cui devi prenderti il punticino a questo punto, no? Arriva sempre la disattenzione, un po' come nelle gestioni precedenti. Cioè il secondo tempo di oggi potrebbe essere benissimo un secondo tempo della gestione Volpe, ragazzi. Uguale. Sì, c'è stato... Pochini però meglio, la però sostanza più o meno è quella. Christoffersen combatte, guadagna, non è finita però. Palla al limite, Critta, vai cross, Critta, aspetta... e perde palla. Perde palla, non c'è fallo. Sono partite comunque che non devi perdere queste. Salutiamo Denis che intanto ci saluta, buon weekend anche a te. Alessandro, non vinciamo un contrasto, non vinciamo una seconda palla, Senere non è in grado di stoppare un pallone, Di Gesù deve cambiare lavoro, Galeandro molli la borsa e non venga al prossimo allenamento. Duro, la tocca piano Alessandro, che per certi versi non ha torto, insomma. Infatti. Resuscitato anche il Renate, sì, stiamo resuscitando un po'. Sì, esatto. Un po' chiunque. Renate era, d'altra parte di Gesù. Era morto e sepolto. Certo. È entrato Di Gesù e ha detto a Renate alzati e cammina. Ci sta. Stanga deve andare dietro a Furlan per la pressione. Ma che giocatori abbiamo preso? Siamo già in Serie D, scrive Antonio. Carlo fuoco dentro, che manca. Beh, ma anche perché poi l'impressione è stata proprio di andare a prendere i saldi del mercatino. Cioè, andare fuori dal ristorante, dietro, nella porta dietro, a vedere tra i rifiuti cosa c'era. E abbiamo preso il meno peggio. Sì. Poi anche, è chiaro, svincolati quello. Non c'è fallo su Christoffersen. Però se non hai un'idea all'inizio del mercato, arrivi oltre la fine del mercato. Non abbiamo continuato a mettere toppe, poi... Sì, è anche vero che poi a dicembre-gennaio è difficile trovare... Sì. Anzi, già abbiamo trovato anche non male come Marino, come Ferrini, Martic. Ma in teoria dovresti lavorare tipo Zanellato, dov'è, per esempio? Hai preso uno, dov'è? In panchina, non so se non è pronto, non sia pronto. Lui è reduce comunque da un infortunio anche lui, no? Sì, ma hai preso uno reduce da infortunio, l'altro che deve riprendere. Ma il problema è che sempre quei tipi di giocatori lì vai a prendere, o gente che non gioca, reduce da infortuni gravi. O puoi prendere qualche prestito dalle grandi, però sei Lecco in Serie C che stai lottando per la retrocessione, non è così facile andare a prendere giocatori buoni, Sì, palla dentro per Cristoforo. Rigore! No. Ma la maglia è stata tirata. Si butta giù un po' facilmente. Si butta facilmente, ma voglio rivedere. La maglia è stata tirata, perché si è visto. Lui forse l'ha già caduta. E finisce qui, penso, la partita. Con Nobile che ancora non rilancia, adesso va. Sì, finisce. Altra sconfitta, purtroppo, la prima della gestione Valente, che pareggia i conti, una vittoria, una sconfitta, sì. Fuori casa è un bagno di sangue. Però brutta la prestazione che matura nel secondo tempo del Lecco.
Sì, dalla mezz'ora del primo. Ma perché la cosa brutta è che basta poco agli altri per vincere le partite contro questa squadra. Questo, Cioè, il Real ha fatto quasi nulla, però ha vinto. Ha fatto nulla, esatto. Cioè non... c'è un po' di... Forse per quel fallo da rigore, possibile fallo da rigore. Non l'hanno fatto rivedere. Non l'hanno fatto rivedere. Sì, C'è stata una trattenuta, poi Christophersen sembra cadere. È caduto abbastanza facilmente, però secondo me uno strattonamento c'è stato. La maglia tirata era. Sì, vabbè, ma che non lo fanno vedere è una cosa normale. Come i commenti, perché voi non l'avete sentito, come i commenti del solito. Sempre il solito. Il solito. Oggi commentatore, ok. Chiamiamo Albino, andiamo un attimo a capire da lui. Facciamo qualche considerazione finale così, però insomma c'è grande amarezza perché veramente oggi pensavamo in una svolta che al momento non si vede. Poi speriamo possa essere, tra virgolette, un incidente di percorso, non lo sappiamo. Tristemente abbiamo visto cose già viste in stagione. Sì, d'altra parte abbiamo visto anche un centravanti che fa il lavoro del centravanti e un mediano che fa, e un centrocampista che fa il lavoro del centrocampista. Abbiamo visto, dici? Sì, Boccalon che fa il lavoro del centravanti, spara alla porta e che fa l'appoggio dietro al centrocampista che si inserisce e segna. Cose Normali che noi non vediamo. Sì, è un'azione normalissima. Sì. Albino, mi senti? Sì, assolutamente. Stefano. Abbiamo così, purtroppo Albino, un secondo tempo brutto che ci ha riportato un po' alle gestioni precedenti. Cioè, no, io non sono d'accordo, sono brutto fino a un certo punto, perché comunque se andiamo a vedere cosa ha fatto, le gestioni precedenti non c'entrano niente con questo tipo di però la cosa che commentavamo, che basta poco agli altri per vincere la partita, cioè questo è simile. No, lì è stato un episodio. No. Voi dovete contare quanti episodi ha avuto il Ginazzi, secondo me non è esistito, secondo me. Non lo so, però non abbiamo avuto molte occasioni nemmeno noi nel secondo tempo, non siamo riusciti a portare a casa. Ho capito, ma il risultato qui era al finale era questo, poi l'episodio cambia la partita, certo. No, certo, l'episodio cambia la partita. È un po' anche disattenzione difensiva il gol loro comunque, ecco, questo volevo dire. Nel gioco del calcio, quando tu prendi un gol alla cazzo di cane c'è sempre un errore difensivo da parte di qualcuno. No, assolutamente. Le ha provate tutte poi alla fine, no? Valente, mettendo dentro anche i nuovi arrivati, però non è riuscito a dare una scossa. No, ripeto, ma forse bisogna essere sul campo per capire, no? Sì, ha tentato tutto, ma la partita era finita, no? Anzi, secondo me... certo, anche prima, dico con atti. Sì, ma anche dal punto di vista emotivo, loro erano già andati alle cozze, stavano perdendo del tempo, era palpabile la cosa. Poi, ripeto, arriva l'episodio può cambiarti tutto. L'episodio può essere a tuo favore o a sfavore, noi non abbiamo fortuna, dobbiamo dirlo, cioè anche questo. Al di là delle disattenzioni non abbiamo avuto fortuna quest'anno e non ne stiamo avendo, no? E quindi direi che dopo aver visto una buona prova di Battistini, che era tanto che ci mancava, forse la nota più lieta della giornata, ecco. Sì, ma anche l'ingresso di Attis, io lo vedrei lo farei giocare sempre al posto di Galeandro, che non mi è piaciuto molto. No, Galeandro non ha giocato bene assolutamente, sì. Soprattutto nella ripresa è andato un po' spegnendosi, come ha fatto vedere anche nelle ultime, in altre partite. Guarda, se io ho dei testimoni, io ho detto quando eravamo ancora a metà del secondo tempo, questi qui parlavo delle Renate, hanno talmente fortuna che pur essendo spenti, perché questi sono spenti nel secondo tempo, se avete notato, no? Che pure spegnendosi magari hanno il colpo di culo di fare un gol. È successo. Sì, purtroppo hai ragione tu, quello che dicevi prima, non succede mai a noi ma sempre agli avversari, e questo è un po' il trait della stagione, no? Sì, questo è un fatto che purtroppo dobbiamo amaramente constatare, ma è così. Va bene Albino, ti lasciamo allora alla sala stampa, vedremo come commenterà Valente questa sconfitta. No, guarda, io lascio andare, stasera non vado in sala stampa perché non ho voglia di vedere Riccardo Foschi. No. Ok. Vabbè, non ho voglia di vedere con la sua faccia da falsone, perché per me è una persona falsa, comunque basta. Quindi non ho voglia di sentire le sue moine, i suoi leccamenti di piedi e lecco perché là.
ci può Quindi stare. non ci vado. Va bene Albino, grazie, dai, ti ritroviamo settimana Grazie a prossima, voi. buon rientro e buona domenica. Noi rientriamo in studio con voi ragazzi, un giro finale con voi. Albino un pochino giustifica la prestazione, voi su che invece cosa avete visto? Secondo me è un Lecco insufficiente per provare a vincere. Un Lecco che si stava accontentando di un pareggio, secondo me lo meritava perché Renate non ha fatto niente più del Lecco per vincere. Chiaramente l'episodio è andato a loro favore, però c'è anche da dire che gli episodi non vanno mai a favore nostro e quindi secondo me qualcosa manca. Questo è un segnale brutto perché gira sempre male. Però secondo me oggi tu dovevi andare a fare un altro tipo di partita, gioco pochissimo se non a sprazzi, qualche occasione c'è stata. Io sono d'accordo con Albino, farei giocare Attis, però lo farei giocare a supporto di due attaccanti, non così largo, perché secondo me va a spegnersi. E nulla, adesso aspettiamo la Pro Patria che diventa fondamentale, cioè perché È fondamentale. non ti dico che ti giochi tutta la salvezza diretta, ma una buona fetta e nulla, giochiamo in casa, quindi vediamo di impostare la partita per vincere, ecco. Ste? Siamo troppo deboli di testa, cioè anche se fai 40 minuti buoni, tieni le linee, poi pian piano, ma anche prima del gol, ti lasci andare proprio come se quasi non ci fosse niente da fare, se più di così non puoi dare, allora lasci tutto andare ed è purtroppo quello che ci trasciniamo da tutte le varie gestioni di quest'anno. Tanto più che appunto coi cambi non è neanche avuto quel minimo di sterzata, ma proprio si sono accodati al ritmo generale. Poi che Renate non abbia fatto nulla di trascendentale è pienamente d'accordo, ma Renate intanto è stato nella nostra metacampo per penso il 60% della partita, del tempo della partita, 60-70. Intanto tu inizi a tenerlo lontano dalla tua area di rigore e poi vediamo se l'episodio ti capita. Poi ripeto, se in panchina metti uno scarto dei meandri del calciomercato insieme ad altri due scarti e l'altro invece mette Bocalon, la differenza c'è. Ripeto, è brutto dirlo, però cioè non è che si vedano molte luci in fondo al tunnel, anche dopo una vittoria che dici finalmente ti sei sbloccato, finalmente riparti, stai iniziando bene la partita, dopo pian piano ti spegni, non so, mi sembra proprio che manca poi come dicevi tu Stefano prima, non mi ricordo chi lo diceva di voi due, arrivando anche tutti nuovi, non c'è neanche questo spirito, questo gruppo, speriamo che magari essendoci Battistini, rientrando lui e Marrone, ma sono 2 su 20, 23, 24 giocatori. Non so, la vedo proprio... Cioè, oggi, perdere così oggi è... sì. Cioè, è una sconfitta che fa male questa. Sì, perché fa capire proprio che non c'è quell'anima da squadra che deve salvarsi. E è dura, perché l'unico obiettivo al momento penso sia avere la posizione migliore nei play-out. Tirarsi il prima possibile fuori possibilmente da quella zona lì. Sì, per adesso sei a più 8 sulla Pro Patria. Ecco, io bravo, quello stavo ragionando adesso, è riuscire a cercare di non farli i play-out. Perché secondo me creare quel solco. Quintultimi ci arriviamo. Perché se andiamo avanti così, ragazzi, non c'è un motivo per sperare. Poi è l'unica cosa che puoi sperare. Magari adesso con i nuovi... nuovi... gli altri non facciano più punti dietro, no? Fondamentalmente, cioè, o meno di te. Oppure speriamo che, come dicevate voi prima e anche un po' Albino, sia magari nell'episodio, sono stati fortunati, adesso Valente avrà una settimana per lavorare, con la Pro Patria può essere... Allora, non è che si voglia buttare la croce addosso a povero Valente che è arrivato da 10 No, assolutamente. Con la squadra che è cambiata fuori questi 10 Non sto dicendo quello, assolutamente, sto solo dicendo magari questa è sfiga, lui sta lavorando bene perché comunque si è visto che un po' ci ha messi in riga nei primi minuti, vediamo, magari trasferta, Renate che non vince 6 partite, la fortuna e tutto, vediamo con la Pro Patria, come dicevi tu Stefano, è veramente un punto di svolta. Siamo arrivati alla fine, allora grazie per essere stati con noi, grazie a Massimo Sanvito. Grazie a voi. Grazie a Stefano Menegatti. Ciao, buona Grazie domenica. a Fausto Riva in regia, grazie a tutti voi che ci avete seguito, non perdete gli appuntamenti in serata con Aftermatch e poi tutte le nostre trasmissioni lunedì Blu e Celeste e poi l'avvicinamento alla partita importantissima con la Pro Patria. Buona domenica a tutti, ciao!
Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport.